solo dolore, senza sole né amore, figli strappati alle loro madri, dentro quei pasti leggiadri, rimane solo presenza di questa sofferenza. Dici che li ami e per te è tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Dici che li ami e per te è tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Animali, non ci pensi mai che siamo tutti uguali, forse non lo sai che siamo animali, non ci pensi mai che siamo tutti uguali, forse non lo sai che siamo animali, animali, non c'è differenza di specie, essere più capace, non c'è cuore migliore, testa, pelle, colore, vite, che puoi rendere speciali, con scelte radicali, siamo tutti più uguali, giusti, vivi, animali. Dici che li ami e per te è tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Dici che li ami e per te è tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Dici che li ami e per te è tutto uguale, se giuri che li ami poi non voglio del male. Dici che li ami, non servono più parole, se davvero li ami puoi dargli solo amore. Dici che li ami e per te è tutto uguale, se giuri che li ami poi non fagli del male. Dici che li ami, non servono più parole, se davvero li ami puoi dargli solo amore. Buongiorno, buongiorno. Ho aperto con questa canzone Animali perché volevo capire se l'uomo era diventato un animale buono o era diventato un animale cattivo. Forse molti uomini diventano animali per sopraffare le fragilità, il più debole. Altri pensano di essere l'animale più forte, di poter sconfiggere qualsiasi cosa, di fare quello che vogliono, perché sono i più forti. Poi succede l'irreparabile. Succede che qualcuno invece ti fa capire che hai superato il limite e quel limite bloccherà la tua vita. Io presento e ringrazio l'avvocato Giuseppe Incardona, Associazione Italiana Vittime della Strada, collegato con noi da Milano. Grazie avvocato Incardona di essere qui. Grazie. Questa morte di queste 3 ragazze, una delle tante ormai, stanno diventando dei numeri. Io questi numeri non li accetto più, ci dovrebbe fare qualcosa per cercare di capire come fermare questi ragazzi. Io l'altro giorno dicevo che qualcuno stava cercando di passare il cerino
perché la causa degli incidenti è soprattutto dovuta anche alle persone non più giovani, hanno colpito i settantenni, gli ottantenni. Io questo cerino passare, poi vedere le morti che ci sono, per carità, non dico che qualcuno abbia anche questa colpa, ma io per strada non vedo mai il settantenne che corre a 120, 150, anzi lo vedo che alle volte va talmente piano che bisogna suonare per dire, ecco, è molto. Poi succede, è vero, la mancanza di riflessi, però sono i giovani che hanno in mano questa bomba, che è questa vettura, questa moto, questo motorino. Ma abbiamo biciclette, hanno tolto il monopattino e abbiamo biciclette che vanno a più di 50 all'ora, e soprattutto come far capire a questi ragazzi che non è la strada il pericolo, è la velocità e la distrazione. Avvocato Incardona, come vede lei la situazione, voi che siete rappresentanti di una delle associazioni più importanti a livello nazionale, familiari vittime della strada italiana? Prego. Sì, grazie. Intanto grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Diciamo che la prospettiva di chi opera in questo settore a livello associativo, costituito da vittime della strada o familiari di vittime della strada, io sono un sopravvissuto per intenderci, fa sì che si vivano sotto tutti i fronti le problematiche che sono legate all'incidentalità in Italia. Sono problematiche che bene o male conosciamo tutti, ma che non sempre trovano attuazione. Quindi possiamo parlare di prevenzione nelle scuole, possiamo parlare di sistemi di sicurezza, di educazione stradale, di rispetto delle norme comportamentali che fanno sì che bisogna avere sempre maggiore attenzione per l'utente della strada debole rispetto a quello che diciamo che è più forte, ma più forte è legato alla capacità di resistere ad un impatto. Per cui un tir, un mezzo pesante, sicuramente gode di una tutela privilegiata, ma una tutela legata al fatto che appunto sta guidando un mezzo pesante. Questo per ricollegarmi al problema dell'età. E poi c'è l'aspetto legislativo che si occupa di predisporre tutte quelle norme che servono a contenere, limitare e poi eventualmente a sanzionare chi non rispetta queste norme. L'associazione, diciamo che essendo costituita da privati e da vittime della strada, diciamo che non ha sovvenzioni pubbliche. Diciamo che gode di una facoltà privilegiata, che è quella di non avere limiti, di poter dire, gridare il proprio dolore e diciamo che questo, nei giusti modi naturalmente, ha portato alla legge ad esempio sull'omicidio stradale che attualmente conosciamo tutti. Per altre leggi che riguardano quelle dell'educazione scolastica, l'educazione stradale nelle scuole, ma che inizia nei primi anni d'età, perché i bambini iniziano a utilizzare ad esempio la bicicletta a 5 anni e forse anche prima, quello è una strada che continuiamo a sostenere che vada battuta con dei corsi di educazione anche ciclistica adeguata. Io sono anche delegato per conto dell'associazione nella Federazione Europea delle Vittime della Strada e diciamo che ho anche il metro europeo di come ci si comporta davanti a un fenomeno sociale di questo genere e quali differenze ci sono con l'Italia. Non sempre, tra l'altro, è un problema di costi, perché la formazione scolastica sappiamo che è obbligatoria e non è così difficile strutturare un corso di studi o un'ora dedicata all'educazione stradale, che poi verrà utilizzata dal bambino che si porterà con sé per tutta la vita. Per cui è un problema culturale fondamentalmente e principalmente. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Purtroppo il discorso degli incidenti sarò incatenato. Alle strade vigili non viene più. Una volta che era il vigile per la strada, che solo metteva paura alla gente, che io vedeva, mi cava subito l'acceleratore. Adesso un vigile, Dio trovi,
neanche pagando un pranzo, non ne è visita in strada, perché tutti si mette i semafori e robe, ma non c'è un differente, perché è multa, uno che sa fare multa non gli interessa niente, bisogna che quando io poi serve di montare in macchina e sapere, è come di avessi una pistola, tutto là. Se ti va piano, giustamente ne vedremo tanti incidenti, a 150 km/h se devi fare una macchina con tutti, anche a 50 km è brutto perché le tanti, però se senti abitati si come i matti, non che si vigi, non che c'è niente, è una cosa non è scelta, le leggi europee, non cambia niente, bisogna che i vigili, ascolto, mi vada a fare strade, non ve ne c'è, ma per esempio il comune di Venezia ha 1000 vigili, dove c'è questi vigili? Andare a fare gli uffici, fare qualche lavoro altro, ma io non vedo vigili fare strade, dal manganello, dalla pistola, ma cosa serve? Una volta che era sui rodi di legno, che fermava la gente, il traffico, gli metteva paura, cioè, uno partiva già con l'idea, e poi non vedere i mezzi di adesso, vedere poche macchine, poche moto, e quello che correva non c'era tanto. Adesso fa macchine, fa televisione, fa vedere compiti e a macchina Ferrari, questo e quello, fa 300-400 km/h, ma dove vogliamo andare? Purtroppo il mondo si è cambiato, e la testa della gente si è cambiata, non abbiamo più paura di niente, per il fatto che ti vedi, tanto mi capita giù, mi sono bravo, io voglio servere, va bene, e a prudenza e rispetto degli altri, per sue scritte e colpa tutti. Grazie caro Rinaldo, grazie, è proprio vero il rispetto delle persone, del prossimo, ecco, quando esci di casa non farti le regole che vuoi, perché avvocato Incardona il problema è proprio questo. Io l'ho detto anche più volte, io ho un'amica cara che ha perso il figlio proprio in un incidente stradale, lei è tedesca, vive in Germania e là ci sono altre regole, ad esempio ecco, questi strumenti che noi veramente, gli autovelox, che noi abbiamo fatto veramente una battaglia contro molti di noi, lei dice in Germania sono addirittura nascosti, non si vedono, però quando sorpassi poi la sanzione ti arriva, è chiuso, non è che tu vedi l'autovelox. E poi il rispetto della segnaletica, il rispetto del limite di velocità. Quando arrivo in Italia è il caos totale, ma allora c'è proprio qualcosa che non va, avvocato Incardona, siamo noi, è inutile che diamo sempre la colpa alla strada, per carità, è vero, non avremo queste strade meravigliose, ma se tu vai piano e i danni sono molto inferiori a quello che potrebbe essere se superi. Qui c'è sempre una scusa per permetterti di fare quello che vuoi. Prego avvocato Incardona, anche come ha detto appunto il nostro Rinaldo, prego. Sì, sicuramente è un problema di natura culturale, perché in Europa si registrano altre logiche, ma si registrano altre logiche perché c'è un senso del rispetto che poi devo dire che purtroppo varia. In Italia c'è dove scende, c'è dove sale, e varia, ed è anche legato allo stile di vita. Sicuramente quello che lo Stato può fare, gli autovelox, adesso anche i sorpassometri, per cui, rispondendo al nostro ospite che è intervenuto poc'anzi, anche nelle strade in cui non si vede una pattuglia è molto probabile che quella strada sia sorvegliata sia dagli autovelox che dal sorpassometro. L'utente della strada nuovo rispetto a qualche anno fa lo sa, e sa anche che l'infrazione che commette non è solo di natura economica, perché può comportare anche la sospensione della patente. Per cui adesso gli strumenti ci sono, l'attenzione è maggiore, ma non basta, sicuramente non basta. Perché non basta? Perché ci sono altri strumenti, perché qualcosa il sistema nazionale deve pur farla, visto che comunque
si è abbassato l'incidentalità, anche se di pochissimo, ma si è abbassata, quindi gli strumenti funzionano. Prima non esisteva nemmeno la cintura di sicurezza o gli airbag erano proprio un optional di lusso, adesso anche la macchina più economica è fornita di sistemi di sicurezza, quindi dei passi avanti sono stati fatti. Altri si possono fare, quali ad esempio, a proposito dell'airbag, il sistema di sicurezza legato, considerato che l'incidentalità che colpisce uno dei soggetti più fragili, degli utenti più fragili della strada, che è il motociclista, bisognerebbe agire a tutela del motociclista in qualche modo, oltre che con il controllo e con diciamo, la sorveglianza. Ad esempio con il meccanismo dell'airbag di cui abbiamo parlato tante volte, ma molto spesso rimangono parole vuote, finché il legislatore non si renderà conto che il costo sociale di una vittima motociclista, che è un utente fragile della strada, il costo sociale è elevatissimo. Noi consideriamo quante persone vanno a finire in ospedale, quante ne devono essere curate. Avvocato, la interrompo solo un momento per dirle che io sono rimasta anche un po' sconcertata, devo dire la verità. Ho avuto ospite il presidente dell'ACI di Padova, il quale ha detto che l'airbag non diventa obbligatorio, non lo mettono obbligatorio perché, per i motociclisti sto parlando, perché può essere un pericolo, un grande pericolo. Io sono rimasta sconcertata da queste parole. Ma come? Il presidente dell'ACI di Padova dice che l'airbag non viene messo e dato all'obbligatorietà per i motociclisti perché può essere un grave pericolo. Ecco, come commenta questa dichiarazione, che se lei guarda la puntata dove era ospite il presidente dell'ACI capisce che io sono stata interdetta e sconcertata, perché se arrivano questi segnali dall'ACI, da un presidente di ACI di Padova, capisce che non andiamo per niente bene. Poi, prego. Sì, dico, probabilmente tutte le volte in cui si parla di sensibilità al problema dell'incidentalità bisogna capire anche chi c'è dall'altra parte. È come la legge. Noi come associazione di vittime abbiamo circa 60 sedi in Italia e abbiamo rappresentanze in Europa, e quindi abbiamo un metro che è tutto nostro, diciamolo, perché comunque è un'associazione senza scopo di lucro, è un'associazione di promozione sociale, ma è un metro che è fatto di persone che sono sulla sedia a rotelle, oppure persone che sono familiari di vittime che non ci sono più. E quando lo studio che viene effettuato ci porta numeri in base ai quali ci risulta scientificamente dimostrabile che indossando un gilet con airbag di ultima generazione, la forza d'impatto del corpo del motociclista sulla strada si riduce del 90%, non è un'opinione, è un dato scientifico. Per cui dico, io posso pensarla in una maniera, chiunque può pensarla in un'altra maniera, in base ai propri dati, alle proprie esperienze, ma sicuramente per discostarsi dal dato scientifico sarebbe necessario un altro dato scientifico che lo smentisca. Di fatto l'airbag, così come anche per le macchine, ci sono casi in cui l'airbag determina un trauma per la vittima che subisce o comunque rimane coinvolta in un impatto, ed è un trauma al viso, anche per gli ospiti dell'altra macchina che ci ha trasportati, eccetera. Per cui bisogna tenere conto della legge statistica e capire fino a che punto può essere un rischio e invece fino a quale punto può essere uno strumento di riduzione dei danni che a noi costano arrivare al 90%, ma non costa solo a noi, perché ad esempio poc'anzi parlavo dell'Europa e posso dire che in Francia, così come in Spagna, la polizia municipale, quella che noi chiamiamo polizia municipale, che si muove in motocicletta, è dotata obbligatoriamente di gilet con airbag. E un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà perché a Cipro,
che dico, culturalmente è distante da noi, ma molto attenta al sistema della sicurezza, è già dal 2022 che viene adottato un criterio di sovvenzione, di diciamo detrazione, comunque c'è un abbattimento del costo del gilet con airbag che arriva fino a 500 euro. E consideriamo che un airbag può costare 300 euro, ma può costare anche 800 euro, un abbattimento di 500 euro significa incentivare i motociclisti ad adottare questo strumento di sicurezza, così come adottano il casco che viene indossato. Avvocato Incardona, mi scusi, opinioni, ma avete cercato voi a livello nazionale, anche con la Presidente Giuseppina Cassaniti, che ringrazio anche per la forza con la quale assieme a lei e a altri sta cercando di portare avanti questa importanza della sicurezza stradale, col Ministro dei Trasporti Salvini, per cercare di far capire l'importanza delle parole che ha appena detto, Avvocato, e a livello europeo come mai non si prende proprio i numeri che hanno questi morti che si potrebbero evitare, perché poi sono anche loro padri, genitori, come fanno a non capire l'importanza dei numeri che lei sta dicendo, non solo di morti ma poi delle persone che rimarranno invalide per tutta la vita, i costi che ci sono. Avete cercato di fare questo, Avvocato? Guardi, l'associazione, come le dicevo poc'anzi, si muove su svariati fronti. A livello, cioè queste decisioni di agevolazioni fiscali sono decisioni che vengono assunte in sede politica, naturalmente, nelle leggi di bilancio, nelle varie capitoli di spesa statali. Noi diciamo che collabora con la nostra associazione esternamente un signore che ha avuto, come tutti noi, un grandissimo trauma, che è Andrea Dan, e lui si sta battendo anche, non voglio dire il nome per conto dell'associazione, ma preferisco dire il nome per conto di tutti gli utenti della strada, motociclisti, che possono giovare di questo strumento. Per cui dico, noi lo stiamo facendo come associazione e lo stiamo facendo grazie alla volontà, alla dedizione di una vittima della strada, ha perso la figlia, quindi stiamo parlando del massimo della tragedia ipotizzabile, che sta spendendo tutte le sue energie su questo fronte. Quindi posso dire che sì, lo stiamo facendo, però purtroppo le risposte non ci sono. Abbiamo Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie di tutto. E la vita è una bella roba, che bisogna andare a piano per le strade e rispettare gli autovelox e rispettare anche i pedoni, però anche i pedoni prima di attraversare bisogna che guardino destra e sinistra, non buttarsi fuori di colpo, perché una macchina non può frenare al dito e fatto. Bisogna avere rispetto di tutti e loro hanno che c'è problemi. E la vita è una bella roba, che l'umanità bisogna che la ciappe il giusto coso di rispettare le cose, e allora che c'è meno morti, anche i camionisti. Non bisogna che mette il pilota automatico, bisogna guidare come si deve. Io con Mario, non per farmi vedere, perché era camionista, ma lui non gli ha mai avuto incidenti né niente, e ha detto che questa maniera qua fa pena. Grazie, buona giornata. Grazie a te cara Gabriella. Allora andiamo a vedere anche questo brutale, ma proprio brutale incidente che è successo purtroppo ad Asiago, e sentiamo poi come lo commenta anche l'avvocato Incardona, e soprattutto questa alta velocità, che quella è un dramma veramente incredibile. Andiamo a sentire e a vedere. Stavano rientrando da una festa, è una serata di spensieratezza, di felicità, e hanno trovato la morte. Ecco, voglio dire che
noi siamo molto vicini a queste famiglie che vivono un dramma indescrivibile. 5 ragazzi a bordo di un'auto stavano rientrando da una festa di compleanno a Lavarone. La folle corsa dell'utilitaria si è interrotta sulla rotatoria all'ingresso di Asiago. Sono morti così Nicola Xausa e Pietro Pisapia, 20 anni, entrambi di Lusiana Conco, e Riccardo Gemo, 19 anni, di Creazzo. Con loro, nella Peugeot 207, c'era anche il festeggiato, un 21enne bellunese di Limana ricoverato all'ospedale di Bassano in gravi condizioni, ed un altro 21enne originario di Giavera del Montello sotto shock ma miracolosamente illeso. Il terribile schianto alle 3:30 della notte è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Asiago. L'auto con a bordo i 5 ragazzi arriva ad alta velocità sulla via da Lavarone. In discesa si immette sulla rotatoria, inforca l'aiuola spartitraffico, sbatte contro il segnale e, completamente fuori controllo, si schianta sul centro della rotonda e viene catapultata sopra il cumulo dei sassi, piombando sull'asfalto dalla parte opposta. La rotatoria, con al centro la scultura del gallo cedrone abbattuta dall'impatto con la vettura, è stata realizzata una quindicina d'anni fa proprio per mettere in sicurezza la viabilità di questo incrocio. Io credo che qualunque sistema di sicurezza supplementare rispetto a quelli esistenti non avrebbe impedito l'evento, nel senso che questi ragazzi giungevano da una arteria che si vede proprio lì in discesa ad una velocità tale che non permetteva il controllo del veicolo, e pochi secondi prima, peraltro, stava attraversando quella rotatoria una macchina che se questi fossero arrivati contestualmente avrebbero centrato, quindi poteva essere una tragedia nella tragedia. Nicola, Pietro e Riccardo, 3 giovani vite stroncate nello schianto ad Asiago, ed assieme a loro gli altri 2 ragazzi feriti nell'incidente. Erano grandi amici, un legame nato dalla comune passione per la neve e lo sci. Nicola e Riccardo, assieme al 21enne di Limana ricoverato all'ospedale di Bassano, erano tesserati allo Ski College di Falcade. Il 21enne, originario di Giavera del Montello, lo era con l'UOE di Treviso, ed ora nel Cortina. A Falcade la notizia della tragedia è arrivata stamane, e a scuola, come nella comunità, c'è profondo cordoglio. C'è il cordoglio, le più sentite condoglianze a favore delle famiglie che conosciamo da tantissimi anni, proprio perché questi ragazzi erano tesserati con noi. Nicola Xausa è ancora tesserato con noi, quindi anche se poi hanno terminato il percorso di studi, hanno comunque continuato a fare attività, hanno sempre fatto attività sulla neve, preparazione a secco, con tutte le varie opportunità proposte, quindi siamo profondamente addolorati di questa notizia odierna, e quindi sì, siamo tutti sconvolti. Una passione nata sui campi da sci che ha unito questi giovani in un profondo legame di amicizia anche oltre lo sport, come ieri sera quando si erano trovati per festeggiare un compleanno. La passione per la neve li ha portati alcuni a frequentare la mia società, altri con altre società, e poi si sono sempre ritrovati sui campi di gara, e quindi proprio perché hanno età variabili dai 2004 al 2005 come anno di nascita, si sono appunto conosciuti sui campi di gara e hanno fatto amicizia in questo contesto, quindi una passione comune, quella della neve, che ha visto un po' tutti questi ragazzi ritrovarsi, frequentarsi in questi anni di attività, e quindi l'amicizia continua anche al di fuori proprio del contesto sportivo. Tutto il mondo dello sci veneto piange oggi questi 3 ragazzi e si stringe alle loro famiglie. La Fisi regionale ha sospeso in segno di lutto tutte le attività di comitato. Una tragedia che unisce nel dolore tante comunità, quella di Lusiana Conco, dove abitavano Nicola e Pietro, e quella di Creazzo, dove Riccardo viveva con la famiglia. Il cordoglio dell'intera comunità nelle parole della sindaca. Io come sindaco, a nome di tutta la comunità di Creazzo, mi stringo con grande affetto alla famiglia. Sono tragedie che nessun genitore dovrebbe mai provare. Intanto si prega per il ferito più grave, il 21enne bellunese ricoverato in terapia semi-intensiva all'ospedale di Bassano del Grappa. Il 21enne trevigiano dal pronto soccorso di Asiago è stato trasportato in osservazione al San Bassiano. Per entrambi è stato attivato il servizio di psicologia ospedaliera. Abbiamo Sandra da Padova in linea. Ciao Sandra.
Ciao Mirella e buongiorno all'avvocato. Io, chiaro, di fronte a queste tragedie, Mirella, non si hanno proprio più parole, perché ogni settimana è un bollettino di morte, incidenti, femminicidi, cioè ormai non ci facciamo mancare niente. Io però volevo sapere una cosa, Mirella. Tu hai detto che il signore dell'ACI qui di Padova ha detto che l'airbag per le motociclette è pericoloso. Scusa, ti avrà dato una... non mi ricordo questa puntata che avete fatto, forse non l'ho vista, ma la motivazione che è pericoloso qual è? Perché se io dico che una cosa è pericolosa, devo dire anche la motivazione perché è pericolosa, perché può portare questo, può portare quell'altro, perché se no non ha senso, Mirella. È un'opinione come tante altre, scusami, cioè io non voglio giudicare il presidente dell'ACI, però se uno fa un'affermazione, una persona che ha un ruolo importante, fa un'affermazione del genere, vuol dire che ci sarà una motivazione che può essere valida o meno, però c'è questa motivazione, perché Mirella, cioè, io ho seguito tutte le trasmissioni che hai fatto proprio sull'airbag delle moto e devo dire che tutti i filmati che hai fatto vedere chi era preposto a queste cose sono utilissimi, perché è inutile che andiamo in cerca. Già in macchina è pericoloso perché vedi purtroppo velocità, un po' magari erano allegri, magari lo stereo a tutto volume, perché sappiamo, come io sento delle volte, la musica con i finestrini chiusi di tante macchine che passano. Dunque cioè tutto un insieme di fattori, ma non è per colpevolizzare sti ragazzi, però è chiaro che poi succedono le disgrazie. Dunque l'airbag, Mirella, già in bicicletta, in moto o a piedi è già più pericoloso che essere in macchina, perché la macchina per quanto poco sei dentro. Dunque sta invenzione di questo airbag, come diceva l'avvocato, che è già da un pezzo che c'è in Spagna, a Cipro, tutte queste varie cose, vari paesi, e noi siamo sempre gli ultimi, Mirella. È chiaro che magari i costi sono abbastanza importanti e magari uno che ha fatto sacrifici per prendersi una moto perché ha la passione, è chiaro che magari quelli 500 euro o 800 possono incidere però io penso, scusa Mirella, che la sicurezza personale sia molto più importante, scusami, di tante altre cose. Questo è il mio pensiero. Dopo è chiaro che ognuno della sua vita e dei suoi soldi fa quello che vuole. Sono d'accordo con te, cara Sandra, sono perfettamente d'accordo con te, tanto è vero che ho detto anche che sono state interdette da queste dichiarazioni del presidente dell'ACI di Padova, anche se lui ha detto che potrebbe impattare questo airbag quando si apre su altre situazioni e renderle pericolose. Questa è stata la motivazione, però io sono rimasta interdetta perché anche la vittima, quando appunto cade in qualche maniera, va a impattare sempre contro qualcosa, anche se non ha l'airbag. Allora sentiamo, grazie cara Sandra, come commenta questa telefonata l'avvocato Incardona. Avvocato, a lei. Sì, per quanto riguarda la tragedia, la chiave di lettura che purtroppo in situazioni di questo genere si può dare è che naturalmente qualunque interpretazione è inaccettabile. Certamente si trattava di ragazzi giovani, atleti, sani, quindi qui non c'è da ipotizzare. Siamo stati tutti giovani, quindi nell'essere giovani e nell'uscire in comitiva le sciocchezze ci possono anche stare. La sciocchezza mi riferisco al non rendersi conto, probabilmente anche in virtù della loro capacità atletica, che ci sono dei limiti che sono insuperabili. E sugli sci è un conto, sulla macchina è un'altra cosa. E quindi dico, tra l'altro ci sono pure i filmati, quindi c'è poco da ricostruire perché è tutto
c'è la comitiva, ci sono tutti quegli ingredienti tipici che caratterizzano tragedie come queste. Io non posso fare altro che manifestare il mio personale, anche dell'associazione, dolore e solidarietà alla famiglia, devo dire a tutta l'intera famiglia, anche se ci sarebbe anche da tenere conto che ci sono trasportati in quella vettura e c'è chi aveva il dominio di quella vettura, quindi bisognerebbe tenere conto anche di questa distinzione. Per carità, sono tragedie grandissime, inaccettabili, però la procura coinvolta farà questa distinzione, la opererà. Allora, avvocato Incardona, io ho avuto oltre a questo e anche qua sono rimasta interdetta, tanto è vero che ho preso anche posizione a difesa del sindaco, ho avuto Biagio Ciaramella, che anche lui penso lo conosca, ha un'associazione in Campania, il quale se l'è presa col sindaco che abbiamo sentito, Rigoni-Ster, perché secondo lui il sindaco non può permettersi di giudicare, ecco, queste morti, questa velocità, sono altri che lo devono fare. Io ho ricordato a Biagio Ciaramella che il sindaco è anche responsabile della salute dei cittadini, perciò ha tutto il diritto di parlare, e l'alta velocità era evidentissima e non ci sono scusanti. In un momento, Ciaramella ha detto, così difficile per i genitori, il sindaco non può permettersi di dire queste cose. Lei come la vede, avvocato Incardona? Ma guardi, io non credo, appunto come dice lei, il sindaco è il responsabile della salute e della sicurezza del suo territorio, quindi l'opinione che manifesta unitamente alle solidarietà che io ho sentito, che ha espresso chiaramente ai familiari, è un ruolo che gli compete, e gli compete tanto più proprio perché rispetto al silenzio. Che comunque noi stiamo parlando, così come anche in questa sede, di momenti di riflessione che dovrebbero indurre tutti, per tutti mi riferisco specialmente alle generazioni più giovani che non dovrebbero, parlo trasversalmente, ma non dovrebbero mai dimenticare dopo 2 giorni una tragedia di questo genere, perché non è una tragedia che riguarda solo un determinato territorio, non solo una determinata cittadina, sono tragedie o determinate fasce di età o categorie, ma sono tragedie che possono riguardare tutti, e la vita non è così scontata come sembra. Per far sì che ci si possa godersela tranquillamente, sarebbe bene considerare sempre che la macchina è un'arma carica che si porta in tasca per strada, in qualunque posto si vada, e come una qualsiasi arma va gestita con estrema cautela, perché una distrazione, un momento di euforia o comunque un momento estremo, imprevedibile. Io sono contrario alle ipotesi che certe cose capitino per caso, perché comunque sono d'accordo, avvocato, sono d'accordo. Abbiamo Livio da Padova, scusi, devo correre perché ho anche la pubblicità. Vai Livio. Sì, ciao Mirella, saluto tutti i tuoi ospiti. Ma avevano bevuto questi ragazzi? Cioè dall'autopsia possono stabilire se erano ubriachi, se avevano bevuto, eccetera. Perché mi sembra più impossibile che dei ragazzi intelligenti, atleti, a parte atleti, ma intelligenti, di buon senso, eccetera, si siano messi alla guida ubriachi, non sapevano che questo li portava alla morte. Vi ringrazio. Grazie Livio, adesso andiamo in pubblicità, poi sentiamo la risposta dell'avvocato Incardona, il nostro Livio da Padova. Pubblicità. Cosa le posso dire? Oltre che siamo distrutti. Lei è la mamma? Sono la mamma e cosa vuole che le
dica. Il dolore è tremendo nelle parole di Carla, la mamma di Riccardo Gemo, nell'abitazione dove il 19enne risiedeva con la famiglia a Creazzo. La tragedia ha scosso tutta la comunità. Riccardo domenica notte siedeva sui sedili posteriori della Peugeot 207 che si è schiantata sulla rotatoria di Asiago. Alla notizia, attorno all'abitazione in via Molini si è immediatamente stretta la cerchia degli amici, dei vicini. Il sindaco Carmela Maresca, in segno di lutto, ha deciso di lasciare le bandiere a mezz'asta in comune, che erano ancora in quella posizione per onorare i carabinieri caduti a Casteldalzano. Riccardo avrebbe compiuto 20 anni a dicembre ed era il maggiore di 3 figli. Un ragazzo sano e sportivo, amato e conosciuto in paese. Prima di appassionarsi allo sci aveva iniziato a giocare a calcio nella squadra di Altavilla. Saranno sicuramente in tanti che mercoledì prossimo parteciperanno ai funerali ad Olmo di Creazzo. Saranno celebrati alle ore 15 nella chiesa di San Nicola, una decisione espressa subito dalla famiglia. E abbiamo cercato di anticiparli il prima possibile anche per i miei figli, per non essere sempre in una situazione di questo tipo. Riccardo, vi dico, era un bravo ragazzo e era impegnato, era diventato allenatore di sci, aveva fatto lavorato e coi pochi soldi si è pagato un corso per prepararsi come studente per medicina, poi è entrato a fisioterapia, era finalmente felice, non usciva mai di casa, eravamo anche preoccupati perché era sempre sui libri. Come avete sentito, sono tragedie che non passeranno mai, un dolore che verrà sopito, ma sarà sempre una ferita per questi genitori, per questi familiari. Allora, avvocato Incardona, come commentiamo e come commenta anche la telefonata di Livio che dice ma avevano bevuto, ma com'è possibile che dei ragazzi superino così l'asticella, ecco, contro se stessi, perché ecco, il rischio di morire quando vai a velocità folli, perché avete visto che incidente c'è stato, ecco, è dietro l'angolo il nemico, possibile che non si riesca a capire che non si può correre a quella velocità? Prego. Ma guardi, sono domande che ci poniamo tutte le volte in cui si verifica un incidente stradale, specialmente quando coinvolge giovani. Certamente la procura, le autorità, comunque è obbligatorio il test tossicologico, ma quelle sono attività di indagine che non è dato sapere, specialmente in queste fasi iniziali. Per cui posso dire sì, non lo sappiamo nel caso specifico perché ovviamente non stiamo seguendo noi questa vicenda, ma nella norma è così. Vorrei approfittare di questa domanda e questo commento, questa considerazione anche per dire un attimo che l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, ripeto, un'associazione italiana costituita da vittime della strada, e tutte le volte in cui qualunque parte del territorio italiano, visto che ci sono tantissime sedi, tutte le volte in cui un familiare dovesse avere un dubbio, una curiosità, un'esigenza che è relativa a una ricostruzione, a un'ipotesi di qualunque genere, può attingere al sito, al forum del sito, è tutto totalmente gratuito, può usufruire anche tutte le tutele psicologiche, legali e quant'altro, e diciamo che molto spesso questo si rivela un aiuto perché di fatto, trattandosi di un'associazione di settore che è specializzata nell'affrontare le tematiche, che si occupa proprio dello specifico settore della ricostruzione stradale, delle ipotesi, può essere ed si è rivelata un valido aiuto nella maggior parte dei casi. Per cui dico, rispondo all'ospite che ha posto la domanda: sì, l'esame tossicologico è obbligatorio, ma in questo momento fa parte delle indagini. Se qualcuno segue queste indagini accanto al pubblico ministero, saprà perfettamente
riferisco a un professionista, un avvocato, saprà effettivamente l'esito delle indagini, che sono anche l'autopsia. Grazie avvocato. Abbiamo Mirella da Riese Piodecimo. Vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno all'avvocato. Allora dico una cosa, siccome che io vado a ballare spesso, ecco, 2 settimane fa, a sabato, sono andata alla baita qui a ballare all'inizio e dopo verso l'una sono venuta fuori per andare a casa. Insomma, i ragazzi che vanno a ballare in discoteca entrano all'1 di notte, all'1, e c'erano 4 o 5 là, erano mezzi ubriachi. Allora dall'1 fino a mattina alle 4, come sono non messi quei ragazzi là, e anche fuori sul parcheggio arrivano madonna, imbranati, erano già bevuti prima. Grazie Mirella, grazie, fammi andare avanti perché devo chiudere. Hai fatto bene a dare questa testimonianza molto importante, li ho visti anch'io, purtroppo è proprio così, anche qua bisognerà intervenire. Avvocato Incardona, velocissimo, le prossime mosse che farete, come vi muoverete, cosa avete intenzione di fare? Prego. In questo momento ci stiamo concentrando come associazione per la tutela delle vittime che vanno negli stati, come turisti, negli stati extraeuropei che noleggiano una vettura per possibilmente completare la loro vacanza senza avere la consapevolezza che non c'è una copertura in determinati paesi, non c'è una copertura assicurativa anche per i trasportati che possa tutelarli per l'ipotesi di danni, di spese mediche e quant'altro. Per cui dico, stiamo facendo una campagna a livello europeo ed internazionale, ma anche a livello nazionale, per sensibilizzare tutti coloro che si rivolgono alle agenzie viaggi per organizzare viaggio in Kenya, che è il classico, con relativa escursione con l'autista del keniota che li porterà in giro. Sappiano che è importantissimo stipulare una copertura assicurativa che va al di là, perché quelle macchine sono assicurate con un massimale che a volte non supera i 20.000 euro. Significa che se il danno subito è maggiore di 20.000 euro non verranno risarciti. Questa campagna è il frutto di dati che abbiamo raccolto e testimonianze che abbiamo accumulato e che ci inducono a fare quello che il legislatore o comunque l'informazione dovrebbe fare su altri. Molto importante, la ringrazio avvocato Incardona. Un'altra battaglia, avete sentito cose che magari non si pensano, non si sanno, e poi l'avvocato Incardona invece ha fatto capire l'importanza anche di questa assicurazione per quando vai all'estero e vuoi anche girare con le macchine. Grazie veramente, grazie avvocato Giuseppe Incardona del Forum appunto di Milano, grazie, è stato con noi, soprattutto anche questa associazione italiana familiari vittime della strada a livello nazionale così importante. Io sono convinta che anche qua le associazioni dovrebbero fare un blocco unico invece di dividersi, perché sennò non ne andremo fuori a portare avanti quella che è la sicurezza di tutti noi. Grazie avvocato, buon lavoro veramente, e grazie anche per quello che ha detto questa mattina. Grazie mille. Pubblicità. Grazie. Siamo con Sandro Quaglia. Chi è Sandro Quaglia che ci accoglie in questo bellissimo posto? Buongiorno, sono il coordinatore di questa nostra destinazione turistica, Benecia, comprende 15 comuni, dalla più famosa Cividale del Friuli fino alla nostra Valle La Barresia, già nelle Alpi Giulie. Allora, entriamo, prego Sandro, ci faccia vedere questa meraviglia, perché è una meraviglia come voi potete già iniziare a vedere. Qui siamo appunto a Prato di Resia, il capoluogo di questa vallata.
di soli 900 abitanti, ma con tante cose da raccontarvi e tante particolarità delle quali oggi vi diremo quello che conosciamo. A livello locale sono anche il presidente del Circolo Culturale Resiano, Rosajanski Dum, e già questo nome vi fa capire che in questa vallata il Friuli in generale, il Friuli Venezia Giulia, è caratterizzato da tre componenti etniche diverse, no? Ci sono la maggioranza, i friulani, che parlano il friulano, una lingua neolatina, poi c'è la componente germanica verso l'Austria con delle isole linguistiche, la più famosa è Sappada, poi che penso che conosciate, poi abbiamo Sauris, abbiamo Timau, ecco, queste sono isole germanofone. Poi invece c'è la componente slovena, slavofona, diciamo così, dove si parlano dialetti della lingua slovena sulla fascia confinaria con l'attuale Repubblica di Slovenia. Dunque un misto, e noi ci troviamo in questo terzo settore del Friuli Venezia Giulia, dunque un misto di etnie e di lingue che però caratterizzano, come dicevo, la nostra regione. Noi siamo abituati a chiamare, anche se oggi non esiste più, come Jugoslavia. Non so se qualcuno di voi si è mai posto la domanda di cosa significasse Jugoslavia. Slavia, slavi, Jug è proprio sud. Dunque gli slavi del sud, essi stessi si chiamavano come nella geografia, diciamo così, dello spostamento di questi slavi. Io ringrazio e saluto veramente Sandro Quaglia assieme a Mara Paletti, sono qui con noi questa mattina, li ringrazio molto perché era molto importante dopo questa visita che abbiamo fatto a Resia, veramente bellissima, e qui devo ringraziare ancora una volta Dino Longhino per aver organizzato nei minimi particolari questa gita, ma soprattutto per capire cosa possiamo vedere, ecco, la bellezza e soprattutto la tenacia e la perseveranza, ecco, di tenere in piedi le radici, ecco, quello che è il territorio, la nostra storia. Se non ci fossero queste persone, chi conoscerebbe queste cose? Ad esempio questa Jugoslavia, cosa vuol dire? Io vorrei aver fatto questa domanda a casa e ti ringrazio. E io sono sicura che tantissimi non lo sapevano, perciò sono sempre pillole di saggezza del nostro territorio. Saluto anche Enrico Capuano, questo caro amico, questo cantautore. Ciao Enrico. Enrico, quando vieni giù andiamo a trovare Sandro e Mara, perché tu vedrai, so quanto ti piacciono queste cose. Bellissimo. Ecco, perciò andremo sicuramente a trovarli, perché ho visto delle cose, guarda, bellissime. Allora, Sandro Quaglia, questa passione da cosa è dovuta? Questa storia, queste radici che continui a tenere saldi perché tu vivi lì assieme a tuo figlio, assieme a Mara, ecco, da dove è nata questa ricerca in te stesso di conservare le radici del territorio? Innanzitutto grazie Mirella di averci chiamato qui per raccontare, anzi per sviluppare ancora di più questo racconto che è iniziato domenica. Diciamo che la nostra comunità è una comunità fortunatamente ancora viva. E in casa abbiamo sempre avuto anche un riferimento, no? Il punto di riferimento erano i genitori, ma anche i nonni soprattutto, no? I nonni che ci hanno potuto trasmettere quell'eredità culturale. Trovo in tanti giovani oggi una difficoltà proprio perché si è staccato, no? Non c'è più quel collante che lega la generazione precedente con quella odierna. Noi siamo fortunati, dunque l'anziano che ha trasmesso l'amore per la terra, e di conseguenza oggi che vediamo un indebolimento anche del tessuto sociale cerchiamo di mantenere vivendo in loco e contribuendo anche non solo alla cultura ma anche all'economia locale con le famiglie ma anche con il proprio lavoro al mantenimento appunto del tessuto sociale e di conseguenza della cultura che ci caratterizza. Mara, anche per te cosa vuoi dire? Anche tu molto vicina con queste tradizioni, poi vedremo anche questi balli, questi canti, ma soprattutto far partecipare anche i giovani, quei giovani che, come dice anche Sandro Quaglia, se tu riesci veramente a far capire loro l'importanza delle loro radici, rispondono, ci sono, mi hanno detto, poi sentirete, loro stanno bene in quel territorio, non si annoiano perché sono sempre occupati, forse più dei nostri che vivono nelle città. Questo lo dico io perché è vero. Prego Mara. Certo, questo è vero. E impegnarli nei nostri territori
diciamo, è la base per tenerli vicino, per fargli conoscere, trasmettergli i nostri valori, le nostre radici. Come è stato per noi, cerchiamo di farlo anche per loro. Soprattutto una cosa che ho visto anche dalle interviste che ho fatto vedere ieri di queste persone che vivono in Val di Resia, ecco, accogliere anche l'ospite proprio con tanta allegria, siamo contenti di vedervi, ecco, noi pensavamo di trovare persone chiuse, invece le abbiamo trovate più aperte di noi, quello dice Mirella, guardate che è la realtà, ecco, questo è dovuto proprio anche alla, diciamo, alla mente che si espande. Io ho intervistato quel signore, quel ciclista che ha detto io non sono di qui ma abito qui, io non andrei più via, e lui veniva da una città importante. Vuol dire che il territorio ha saputo proprio unire le forze, capire l'importanza della bellezza della natura, del paesaggio e del rispetto della natura. Prego Mara. Certo, il rispetto della natura è fondamentale. Una buona caratteristica che abbiamo avuto e abbiamo saputo sviluppare a Resia è stato quello proprio di aprirci agli ospiti e voler trasmettere ciò che noi conserviamo, preserviamo. Ecco. Il contatto con l'esterno è importantissimo. Accogliere la persona che viene per noi come è stato domenica non è stata una cosa vediamo anche le immagini, dico alla regia per cortesia intanto che Mara parla di mandare anche le immagini che abbiamo di questo centro culturale. Prego Mara. Ciò che abbiamo fatto domenica con il gruppo non è una cosa innaturale, è una cosa reale, una cosa che cerchiamo di fare con tutti gli ospiti che vengono a trovarci a Resia per far conoscere la nostra valle, far conoscere che ciò che noi viviamo tutti i giorni non è fantascienza, è reale. Cioè, tu vieni a Resia, certo nelle condizioni che possiamo, ti accogliamo e cerchiamo di trasmetterti ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo, che viviamo ogni giorno. Ma soprattutto anche la conoscenza anche di questi prodotti che voi avete. Ad esempio ho parlato dell'aglio, nessuno sapeva di questo aglio, eppure è un prodotto veramente importantissimo per la Val di Resia. È un prodotto che anche io devo dirti la verità Mara, non conoscevo, perciò sono tutte delle pillole che noi portiamo a casa del nostro territorio che non conoscevamo. Forse dobbiamo conoscerci di più, invece di andare alle Maldive, di andare sempre a volte ci si rompere il capo, dove vado in vacanza, che giro faccio, in un'ora e mezza penso, vero Sandro, vero Mara? Siete in Val di Resia, una valle bellissima con queste montagne meravigliose. Ecco, però bisogna unire le forze, ecco, soprattutto la comunicazione. Cos'è la comunicazione? Poi voglio sentire anche Sandro per te l'importante di fare una comunicazione ma con delle immagini che, guardate, nei minimi particolari curatissimi come questo centro culturale, il museo, tutte le cose che abbiamo visto. L'immagine è fondamentale, la comunicazione è anche importantissima, perché se tu non comunichi nessuno ti viene a conoscere, e per noi, almeno a titolo mio personale, ecco, dalla mia esperienza, ho visto che più bene riesci a trasmettere le tue emozioni, ciò che veramente vivi, lo passi a qualcun altro che lo sente e ne riparlerà ad altri, il passaparola. Io ho visto in tante esperienze che abbiamo avuto, il passaparola è fondamentale. Più bene tu riesci a trasmettere ciò che veramente senti e più hai un ritorno. La gente conosce, si incuriosisce, conosce il tuo territorio e torna. Perché tante volte, come abbiamo visto anche domenica, in una visita non riesci a raccontare tutto, non riesci a far conoscere tutto ciò che vorresti, perché come tutti i territori anche la Val Resia ha tanti posti bellissimi, ha tanti angoli sconosciuti ancora, e domenica non siamo riusciti a parlarne, a farveli neanche vedere, però è un modo per incuriosire e dire puoi tornare, c'è altro da vedere, non è tutto quello che hai visto. Intrigare, ecco, il turista che arriva anche con qualcosa, oggi hai visto questo ma ritorna che vedrai altre cose belle. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie che mi ospiti con la telefonata. Oggi mi vado a fare una riflessione che è da tempo che quando si vede in varie situazioni, televisione o da vivo, dei spettacoli o rappresentazioni del folklore, della cultura di una volta popolare nelle varie zone, mi noto che c'è due diversi modi
rappresentare, cioè che sei delle persone che è quello che te vedi, non va lì a rappresentare una volta o due all'anno come che sarà una volta, ma per esempio i tuoi ospiti a Rotini, cioè è quello che te vedevi, non è che va lì a fare una commedia. Altre persone, in altri casi invece, è persone che non è esattamente quello che fa vedere, ma rappresenta una realtà che era una volta. Ecco, come dire, in tutte le missioni come oggi, cioè mi sta spesso in Friuli, i friulani, ma soprattutto in quelle zone, Aresia, lungo la Valle Canal, via parlando, è quello, infatti i ospiti di oggi non ha dovuto, tra virgolette, travestirsi in costume, perché loro è questo che dice e quello che fa vedere. Ecco, mia volontà è che il confine, cioè partendo dal Friuli, da Trentino, da Bellunese, scendendo verso la pianura, il confine per me tra la zona nel quale quello che te vedi è quello che la persona è veramente e altre zone nelle quali molto spesso va a rappresentare una realtà che non si vive, è proprio la tua provincia, Treviso. Cioè, ti ospiti spesso il gruppo trevisano folcloristico, quelle due persone molto simpatiche, quei baffi che mi raccontare anche quei due persone lì che ti ospiti, quelli è veramente quello che si vede, cioè la qualità, e chiudo, la qualità delle persone che ti inviti, di quello che dice, di quello che ti fa vedere, è che sono persone autentiche, cioè non è persone che abitano nel quartiere buono e una volta a settimana per fare la commedia, magari anche bravi, ma se vede che non è bravissimo Vladimiro, ti ringrazio, ma fammi andare avanti, ma sei stato chiarissimo. Poi Sandro qua gli risponderà anche assieme a Mara, ma andiamo a vedere questo balletto perché voglio sentire anche cosa ne pensa Enrico Capuano, perché è molto bello. Andiamo a vedere e a sentire. Enrico Capuano, cosa mi dici? Come commenti quello che hai sentito, quello che ti ho fatto vedere? Ecco, vedi che applaude. Grazie Enrico, sei veramente... Mi fa molto piacere averti ospite assieme a Sandro e a Mara questa mattina. Prego Enrico.
Ciao Mirella, prima di tutto. No, è bellissimo perché intanto manteneva il tempo con il piede, non so se avete notato, no? Tu questo doinat, che anche il terzinato funziona, però ti fa capire questa musica con questi due archi meravigliosi, non ho capito se era sicuramente un violoncello e un violino, una viola, però vi rendete conto quanta influenza musicale c'è là dentro, di culture anche diverse, che sono competitive alla musica irlandese, tanto per citarne una, che va tanto di moda. Però ho la sensazione, come dici anche tu, l'hai detto prima, che questa musicalità, per esempio, io che mi interesso di musica, andrebbe dal punto di vista, da parte anche degli enti locali, sostenuta di più, proprio e promossa anche in tutto il mondo, perché è una musica piacevole, perché è gradevole, è una musica che fa parte della cultura del popolo, quindi è folk, no? Musica del popolo, ed è importante farla conoscere anche in giro, attraverso magari dei format, delle situazioni, perché c'è un po' una tendenza a non promuovere tutta una serie di musiche che in Italia ci sono e che vanno sostenute, perché se non lo fa l'ente locale, chi lo fa? Non è che c'è sta multinazionale che arriva lì e te promuove questa musica. Quindi secondo me va conosciuta, come dicevate prima, la comunicazione è importante, lo diceva la tua ospite ed è giusto, e promuovere questo tipo di musicalità che è musica delle comunità, però è musica anche del mondo, perché fa parte di un tessuto sociale che è molto importante. Purtroppo nell'epoca dei social, si parlava prima di radici, nell'epoca dei social dove tutto diventa una marmellata di tutto contro tutto e tutti contro tutti anche, no? Il senso della comunità, cioè ritornare alle persone anche in carne ed ossa, secondo me diventa non solo un recupero della tradizione, ma addirittura un atto rivoluzionario per quanto mi riguarda, perché ricostruire il rapporto umano attraverso la cultura, la poesia, la musica, lo scambio di idee, la fisicità, tutta una serie di cose, secondo me è molto importante. Bravissimi anche i due ballerini, se non sbaglio, non so se era la tua ospite in Sì, sì, era lei, però non assieme al presidente del folklore, sì. Quindi stavo proprio vedendo che tipo di movenze facevate, capito? Tutto qua. Allora, sentiamo Sandra, come commenti, Sandro, scusa, le parole di Enrico Capuano? Sì, sicuramente le condividiamo in pieno, ma ritornerei anche su quel concetto di autenticità che abbiamo parlato prima, no? Certamente l'elemento musicale è un elemento caratteristico ed è importantissimo, ma quello che abbiamo visto in quelle immagini appunto non è artificiale, è un qualcosa che la comunità ancora vive. Ovviamente i suonatori sono selezionati perché non tutti diciamo hanno questa predisposizione, certo, per la musica e per imparare a suonare gli strumenti, per i quali insomma un percorso di anni, ecco, ci vuole. Ma invece il ballo è qualcosa di veramente autentico, ecco, quello ritornerei. Proponiamo qualcosa che la collettività conosce e porta avanti in maniera autonoma, tradizionale. Non serve, il gruppo folcloristico sì esiste, anzi esiste già dal 1838, ma funziona più per diciamo fuori dal nostro contesto, all'estero, no? Come rappresentatività è quasi sono gli ambassador un po' della nostra, certo, vallata. All'interno della valle quel ballo che noi abbiamo solamente fatto vedere non è artificiale, non è qualcosa di ricostruito, ma tutta la comunità in piazza riuscirebbe a farlo, insomma. Dunque coinvolgere la comunità e soprattutto a rappresentare qualcosa che è vivo ancora, no? Non come esperimento ti faccio vedere qualcosa che nessuno sa più fare, e in questo mi ricollego con quello che diceva il vostro ospite Enrico Capuano, sì. La musica era un violino e un violoncello, sì, aveva, ecco, ragione perfettamente. Questi due strumenti sostituiscono uno precedente che si è usato fino alla fine del XVIII secolo, era una sorta di cornamusa zampogna, e questa non esiste più, ma questi due adattati replicano in maniera abbastanza importante, diciamo, il suono di questo antico strumento. Dunque la tradizione che è stata anche innovazione, ma senza perdere quell'autenticità che per noi è importante, e tutta la nostra destinazione, dalla nostra piccola valle fino, come dicevo, alla più importante Cividale del Friuli, ha questa caratteristica. Dunque la Benecia è questo, autenticità. Che tu hai anche questo qua, lo facciamo vedere che l'hai portato, Benezia, eccolo qua, è il logo, appunto, lo facciamo anche vedere, lo inquadra adesso il nostro regista, perché è molto importante, ecco, capire. Aspetta che mi dice, aspetta Sandro, ecco qua che io sono un po' più pratica, così lo inquadriamo bene.
Ecco, questa parola che è molto importante. Abbiamo scelto di usare una delle parole tradizionali per tutto il territorio e deriva questa parola dalla parola Venezia, nello sloveno è Benetke, per ricordare appunto i tempi in cui anche tutto il territorio del nord-est, in particolare della provincia di Udine, è stato sotto la Repubblica di Venezia. Dunque gli abitanti di quella zona venivano così definiti, abbiamo scelto un nome storico. Andiamo a vedere adesso questa intervista proprio a Dino Valente, che è quel signore che voi avete visto ballare assieme a Mara, che poi commenterà il servizio, presidente di questo folklore, di questa autenticità, come diceva prima Enrico Capuano. Andiamo a sentire. Allora, cosa vuol dire, Presidente, essere un gruppo in una valle molto piccola ma con delle tradizioni molto forti? Noi abbiamo sentito suonare anche questo meraviglioso ragazzo accompagnato da questo strumento meraviglioso, un suono dolcissimo. Cos'è il folklore nel 2025? Io penso che il folklore nel 2025 per i resiani sia l'anima. Un popolo senza anima non vive, non ha una sua identità, invece l'identità... Signore, scusate perché si sente tutto dal microfono. Scusi, prego. Credo che la musica, la danza sia l'anima del resiano, perché la sua identità, insomma un resiano si identifica nella musica, nella danza, perché è quella che già da piccoli sentiamo e quando la sentiamo non possiamo rimanere fermi e dobbiamo per forza ballare, ci identifichiamo in quello. Una cosa molto bella che vediamo sono questi costumi meravigliosi, pochi mezzi, pochi soldi, però l'eleganza e il sapere proprio esporre in maniera anche molto forte, con i colori, con i fiori, quella che è questa valle praticamente. Prego. Dunque i costumi sono cinque varietà di costumi, 2 di quelli maschili e 3 di quelli femminili. Quelli maschili, quello che abbiamo qui davanti, è quello del ragazzo giovane in cerca di ragazza, perciò questo giubbetto colorato con questi calzettoni qui, con la bombetta, e serve proprio per attirare l'attenzione delle ragazze. Invece l'uomo più facoltoso, oltre ad avere questo vestito qua, ha anche una specie di fracco, un cappotto, e in testa, invece di avere la bombetta, ha il cilindro, e questo qui stava a significare che comunque nella nostra comunità aveva un ruolo, che poteva essere il medico, il farmacista, il podestà, comunque una persona benestante. Esatto, benestante. Mentre la donna, questa figura femminile, invece la trovo anche rispetto al giovane, una figura sempre che dà l'idea di una persona avanti con l'età, anche se magari era giovane. Cosa rappresenta questo costume? Allora, le donne, ci sono tre costumi per le donne. Questa qui è della ragazza nubile, anch'essa con il foulard colorato, il gilet colorato, la cintura colorata. Anche lei serviva proprio per attrarre l'attenzione di giovanotti. Poi invece c'è quello della donna sposata, che invece era in tinta unica, che poteva essere un blu, poteva essere un verde, un marrone scuro, perché una volta una donna che si sposava non aveva più motivo per attrarre l'attenzione dei giovanotti, perciò aveva un costume a tinta diventava unica. cupa, come ho visto io. Esatto. E poi c'è quella della donna vedova. Una volta le vedove, le donne che rimanevano tali, si vestivano di nero e vita natura durante lo portavano per tutta la vita. Adesso le cose sono cambiate. Comunque diciamo che i 5 costumi che si identificano, insomma, nell'abbigliamento di una volta sono proprio quelli, 2 del giovanotto e 3 delle donne. E soprattutto i fiori. Beh, fiori, come ha spiegato prima Sandro, è segno di rinascita, di vita, specialmente qui siamo in zona di montagna, perciò l'inverno una volta erano lunghi e rigidi, freddi, ecco, e si aspettava la primavera, anche perché poi questa volta qui è la valle dei fiori, no? Perciò il fiore era anche un elemento significativo, insomma. Volevo ricordarlo, visto che adesso vediamo solo bombe, sentiamo solo spari, ricordiamo una volta invece che avevamo la Valle dei Fiori, forse non sarebbe male ricordarlo a qualcuno. Siamo corti di memoria, purtroppo. Siamo corti di memoria, grazie veramente Presidente.
E adesso, come potete vedere, siamo da questo giovanotto, pochi abitanti ma abbiamo i giovani, anche con un animo molto sensibile. Ti ringrazio, soprattutto per far capire che se c'è la volontà delle radici della storia, la volontà rimane, tu la stai portando avanti. Come ti chiami? Mi chiamo Simone e vengo da Resia e ho imparato a suonare il violino sin da piccolo con altri miei coetanei e niente, portiamo avanti la tradizione anche piano piano innovando, ma sempre stando insomma accanto anche ai suonatori più anziani che ci hanno insegnato appunto a suonare quello che noi chiamiamo la Scusate. che è il violino. Ascolta, cosa vuol dire per un ragazzo giovane vivere in una valle molto chiusa, con pochi abitanti? Invece tu fai capire che se c'è la volontà di capire le tue radici, le origini, soprattutto grazie anche all'accompagnamento di queste persone che tengono ancora duro, ce la si può fare. Cosa vuoi dire? Come si vive qui? Proprio i giovani che amano tante altre cose, tu invece dimostri che l'impegno c'è, la passione c'è, ma c'è anche una grande cultura. Prego. Beh sì, certamente magari per certi aspetti è più difficile vivere in montagna che magari nella pianura, nella città, però per uno che insomma nasce qua, vive qua insomma la sua infanzia, la sua adolescenza, e viene anche naturale inserirsi in questo contesto ed essere partecipe e dopo portarlo in avanti anche quando diciamo si entra nell'età adulta poi e si continua la vita in questi posti anche spesso un po' disagiati, ma che possono regalare anche delle emozioni che magari in altri posti non ci sono. Allora, prima di andare da Mara, volevo sentire un commento di Enrico Capuano su questo ragazzo, su questa musica, sulla bellezza, ecco, di questi suoni che lui un po' alla volta mi diceva, suo padre Sandro Quaglia, che è qui vicino a me, che lui fin da piccolo era intrigato da tutto, però bisogna accompagnare questi ragazzi. Ecco, io sento sempre, quasi, non sempre, ma molte volte cattivi esempi, che ragazzi, invece noi abbiamo la meraviglia delle meraviglie che sono i nostri giovani. Il problema è che ci fanno vedere sempre quei pochi esempi negativi invece che quelli positivi. Tu pensi, Enrico, che qui a Treviso è stata chiusa un'orchestra di ragazzi dai 14 ai 22 anni, dove sono passati più di 1000 ragazzi perché non ha trovato nessun supporto. Dopo 20 anni hanno chiuso l'orchestra. Lo dico pubblicamente perché è una ferita che mi fa ancora male, ma vera, io li ho intervistati, li ho fatti vedere, eppure questo presidente, che era un mio grandissimo amico, Tullio Giacomini, non ce l'ha fatta. Ha bussato a tutte le porte, Enrico, nessuno gli ha aperto, perciò ha dovuto chiudere l'orchestra, e penso che anche questo abbia influito sulla sua scomparsa. Guardate, una ferita per Mirella che voi non avete idea. Prego, Enrico. No, ci credo, ho detto delle cose che mi colpiscono anche a me, perché ogni volta che sparisce un'orchestra, ogni volta che sparisce un pezzo importante anche di cultura italiana, che sia popolare, che sia anche di altre cose, è un colpo al nostro paese, alle nostre comunità. In realtà anche dal punto di vista non strettamente culturale, ma anche imprenditoriale, perché no? Fare questo Karachiri, diciamo, questa distruzione di queste esperienze semplicemente impoverisce il territorio, e se c'è un impoverimento del territorio andremo sempre di più alla deriva. Quindi non è che sono cose secondarie queste, non è che arriva all'ultimo la cultura, famo tutto e poi arriva all'ultimo la cultura. La cultura in Italia è un grande strumento di attrattiva, anche turistica, tra le altre cose. Se vogliamo parlare in termini imprenditoriali, può essere turistica, può essere di interesse generale, formativa, quindi c'è la possibilità di creare anche un'imprenditorialità intorno alla cultura senza contaminare, come diceva prima il tuo ospite, contaminare anche le esperienze genuine. Tu pensa, intanto questo è un esempio positivo, questo ragazzo ha detto bene, e spesso sia nella televisione classica, sia nelle fiction, eccetera, sempre esempi negativi, sempre esempi negativi, cioè non c'è mai un film, una cosa che
che a volte invece c'è un esempio, prima di più ce n'erano, adesso sempre di meno, sempre questa violenza, questa roba. Dici, il ragazzo diceva qui c'è un po' di disagio, e guarda, io risponderei come se fossi un papà, con molta onestà, e posso garantirti che in molte delle nostre borgate cittadine eccetera c'è molto disagio. Nello stesso modo forse è meglio il tuo disagio, per esempio, lo faccio come battuta provocatoria, no? Cioè uscire e trovarsi una violenza che non finisce mai, ingestibile, ingestita, e tu ti ritrovi. Quindi non lo so, io all'età mia certe volte mi chiedo se il disagio della montagna me lo prenderei rispetto al disagio della violenza metropolitana, tra virgolette. Ma fatta a parte questa una battuta, sì, è un esempio positivo che va sostenuto. Come per esempio, Mirella, va sostenuta anche l'aspetto culinario. Tu ne parlerai sicuramente tanto in questa trasmissione, ma voi vi rendete conto che tante ricette fatte dalle nostre nonne, che fanno parte della complessità della buona cultura mediterranea e non solo, no? Anche delle vostre meravigliose zone, ma ti rendi conto che stanno a sparire certe ricette che si facevano di alcuni brodi, di alcune cose. Sarebbe carino fare anche un recupero come enti locali, come comuni, anche il recupero, oltre che della musica, delle musiche, un'opera di archiviare anche queste ricette, per esempio, che rischiano di sparire. Guarda Enrico, cosa ti faccio vedere? Guarda cosa ti faccio vedere, te lo spediremo Enrico, ormai abbiamo una tecnologia avanzatissima, perciò Sandro ti spedirà, darò il tuo indirizzo, se mi permetti, a Sandro Quaglia, perché veramente avrai, tu che sei nel sud, avrai il nord, anche le ricette del nord, perché mi sembra che tu ci tieni tanto, ecco, la nostra storia, la nostra cultura. Mara, come commenti le parole di Enrico? Come le commentiamo? Sulla parte del venire a vivere sui disagi della montagna posso intervenire molto, molto bene, perché anch'io sono di origini resiane, mio papà è di Resia, mia mamma invece è dall'altra parte della vallata carnica, dalla Carnia. Si sono incontrati in un contesto che Resia non c'entrava, e lavorando fuori, però appunto le radici che mio papà aveva verso la Varresia ci hanno portato già da bambine a frequentare la valle, a restare in valle. Noi si andava a scuola, si viveva fuori, proprio tutto un altro posto che non c'entrava con la Varresia, il fine settimana era dedicato alla Varresia e si rientrava sempre. Questo ti permette di attaccarti alle tue radici, sentirle più forti e un domani fare anche una scelta come la mia di tornare a vivere, di venire a vivere in una valle, come abbiamo sentito prima Simone, dice sì, ci sono dei disagi, ma forse valutiamo questi disagi. Certo lui magari è giovane, vede altri disagi, ma come per me che sono tornata da grande, disagi, valutiamo il modo di vivere, guardiamo cosa c'è. Mara, tu mi hai raccontato assieme a Sandro che voi avete vissuto per anni in un container, sì. Ecco, nonostante tutto questo, parliamo del disagio che voi avete toccato con mano, avete proprio l'emozione che ancora adesso quando lo raccontate io l'ho vista, perché lo avete vissuto, non è che si possa far capire un'emozione che solo tu puoi provare, eppure siete resistiti, ecco, certo. Quello che le radici, ecco, tengo duro, devo farcela, nonostante non ci fosse più niente, è stato ricostruito tutto, eppure questa volontà di riuscire a tenere duro nonostante il grande disagio che vivevate ogni momento. Prego Mara. Certo, era il disagio che vivevi, oltre eravamo bambini, noi l'abbiamo vissuta da bambini, ecco, perché eravamo piccoli, però comunque era una casa che non era una casa, era una casa un po' tutta diversa, però le radici, ecco, questa cosa avevi la nonna che comunque ti accompagnava, i genitori li vedevi impegnati a costruire la casa, perché io il mio ricordo era che si arrivava perché si doveva venire giù per costruire la casa. L'impegno dei genitori di lasciarsi coi nonni, che chiaramente avevi un'educazione molto
valida, buona, perché il nonno sapeva trasmetterti il passato, ti raccontava ciò che aveva vissuto e intanto vedevi i tuoi genitori impegnati a costruire pezzo dopo pezzo la casa, una casa. Sandro? Sicuramente il 1976 è stato per la comunità friulana in generale, ma in particolare per le zone più disastrate come era uno dei il nostro comune dove oggi viviamo, ha segnato la storia. Infatti ancora oggi noi dividiamo tra prima il terremoto e dopo il terremoto, per dire quanto questa data sia importante per noi. L'aver vissuto comunque in prefabbricati ci ha in qualche maniera anche insegnato a vivere. L'esempio dei genitori era importante perché la tenacia di, come diceva Mara, di voler restare. Questa era la sfida grande in quegli anni lì, anche se facevano chilometri e chilometri per andare a lavorare, la sera rientravano e un'ora e mezza era dedicata sempre alla casa, per 20 anni. Questo è stato un insegnamento che la ricostruzione è durata 20 anni. Sì. È stato un insegnamento molto forte e la scelta di continuare a vivere lì forse, dico, per la nostra generazione è anche un riscatto rispetto a quello che è successo in quegli anni lì, sì. Allora andiamo a vedere anche questo video di Enrico Capuano, Fatalità, io non sono. Sembrava che tu sapessi che ospiti avevo, anche se non lo sapevi, Enrico. Andiamo a sentire questo brano e questo video. Forse non sono il principe che cercavi. Lo sai che sono un matto vero che ama ancora gli angoli e il gusto del pensiero. Non sono io l'uomo della provvidenza, anzi, quelli mi mettono paura e tanto fin dalla mia prima infanzia. Forse non sono io il grande attore, l'uomo ricco, potente, l'esteta dell'amore. Calciatore. Sicuramente non sono io quell'uomo che sa corteggiare tra 1000 maschere un elmetto, con quella dose di maschilismo nascosta bene dentro un bel doppio e triplo petto. Certo che sono pazzo di te e non capisco veramente, rima facile poi perché siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti adoro, per questo non te lo dirò. Sicuramente non sono io l'uomo forte, il macio, quello convinto e sicuro. Ho tante debolezze e l'anarchia lascia un segno che cerca nel mio futuro. Io sono idealista, fuori tempo, fuori moda, né fashion, né trendy e né cool. E amo le canzoni nella via di una strada mezza rotta di periferia. Certo che sono pazzo di te e non capisco veramente, rima facile poi perché siamo molto diversi e questo lo so, ma non ci posso fare niente, io ti amo e forse per questo non te lo dirò. Cercami, cercami e sono dolori, cercami, cercami, trovami fuori, cercami ti prego è la tua bellezza, è una buccia di banana senza salvezza. Ehi! Sai Enrico, mi sembrava di essere in Val di Regia, io non so
come mai tu mi hai mandato questi video, questo brano bellissimo, però c'è qualcosa... Perché questa è una cosa che ho fatto per... Guarda, c'ho fatto dietro, guarda che bello, pure lei, è venuta pure lei. Perché è un omaggio che volevo fare a te, perché fai una trasmissione, fatelo dire, che dà voce a una serie di argomenti che sono popolari, di massa, eccetera, però lo fai tu, capito? Fai un servizio che è incredibile, ormai sono anni che ci conosciamo, e dai voce ad argomenti e dai spazio a culture e a comunità che te lo dico con molta onestà, te lo dico in diretta senza problemi, te lo dico da lontano, vivo lontano rispetto a te, cioè lo fai te, per cui è un omaggio a te intesa come redazione, come trasmissione, come TV ovviamente, per cui era un po' questo. Con questa canzone Io non sono, che in fondo è una canzone d'amore di un tipo un po' fuori di testa come me, che non è alla moda probabilmente, ma ha una sua identità, appunto, anche qui. Sandro, cosa vuoi aggiungere? So che volevi dire qualcosa, Enrico. Sì, sicuramente commentare queste immagini. Abbiamo visto aspetti, una vallata montuosa, no? Tu giustamente hai detto sembra la Varrese, ma poteva essere un qualsiasi contesto dell'Italia appenninica o di altre diciamo zone montuose dell'Italia in generale. Zone che nel dopoguerra sono state pian pianino spopolate, disabitate, no? E che oggi aspettano un riscatto di nuovo, no? Ecco, speriamo che ci siano anche una controtendenza, ma anche delle politiche che aiutino questi territori a vivere, no? Non è facile, ma dobbiamo farlo. Come si sentiva prima, questi disagi sociali oggi molto importanti nelle nostre città, no? Derivano probabilmente anche da uno sfruttamento, vogliamo dire così, intensivo del circondario delle nostre città, che sono diventate forse troppo grandi e troppo abitate e affollate. Dunque un riscatto della montagna, delle zone dell'Appennino, ma anche di altre realtà collinari è importante secondo me. Questi collegamenti, e giustamente come è stato ricordato in una trasmissione come la tua, porti in primo piano, e ti ringraziamo anche di aver avuto un'attenzione anche in particolare per le nostre zone, ma è importante a mio avviso dare voce a queste comunità, perché hanno ancora qualcosa da dire a livello anche turistico e dunque anche commerciale, perché no, il turismo muove anche questo aspetto dell'economia. Dunque sì, attenzione sempre maggiore, e siamo contenti che almeno anche l'ospite sia in linea un po' con i nostri pensieri. Andiamo adesso, vi porto in un paese bellissimo. Guarda Enrico dove ti porto, andiamo a Venzone. Adesso deve partire il servizio. Introduzione, visita Venzone. Allora, intanto che parte il servizio, Mara, cosa vuoi aggiungere anche da quello che ha detto Sandro, ma anche Enrico Capuano? Ecco, l'importanza anche di capire che bisogna veramente promuovere queste località, questi usi, costumi, tradizioni. Prego, Mara. Sì, è importantissimo, bisogna farli conoscere, avere questa attenzione anche da parte come l'hai avuta tu, che è importantissimo per queste nostre piccole comunità che comunque hanno ancora tanto da dare, da far conoscere, perché ci sono tanti posti bellissimi, sconosciuti nel Friuli Venezia Giulia, in tanti altri posti che non sappiamo neanche, tante volte anche noi vicino a casa non sappiamo cosa abbiamo. Allora guardiamo il video. Le particolarità di questa cittadina medievale, Venzone, che è vicino a Resi. Resi è qui dietro queste montagne, no? C'è la valle, dunque la vallata confina con il comune di Venzone. Questa è tutta la Val Venzonassa che ci porta verso l'alta valle del Torre per proseguire poi nella valle dell'Isonzo. E invece dall'altra parte abbiamo costeggiato il Tagliamento.
Allora Sandro, continuiamo a spiegare questo Venzone, un altro luogo bellissimo, veramente fai capire l'importanza di questi luoghi, di quella storia di questi luoghi, che io ho sentito diverse persone che, come l'hai spiegato tu, hanno capito invece qualcosa in più che non sapevano, che non conoscevano. Ecco, perciò io dico sempre, questi posti vanno visitati con delle guide. Non puoi tu partire da casa e vado, perché non capirai mai l'importanza, se non qualcuno non ti spiega, del luogo, se non sei preparato naturalmente, che tu vuoi visitare. La storia, la geografia e anche la matematica a volte, perché parleremo di pietre e di numeri. Prego Sandro. Sì, Venzone aiuta sicuramente, perché rispetto alle cittadine del Friuli Venezia Giulia, qui abbiamo avuto, dopo i terremoti del 66, una ricostruzione importante ad opera anche degli stessi abitanti, no? Che si sono uniti e hanno contribuito alla ricostruzione non solo delle proprie abitazioni, ma anche alle mura, alle torri, alle porte, alle chiese di questa cittadina medievale, di origine medievale, con anche una importanza strategica dal punto di vista dei collegamenti, no? Ad esempio questa porta che vediamo, che tu l'hai spiegata molto bene, prego. Sì, Porta San Genesio è una porta del 1309, l'unica porta medievale rimasta delle tre, perché le altre due sono state durante il periodo francese, dunque dal 1805 al 1815, aperte per una migliore urbanizzazione, diciamo così, del centro, visto che la strada statale passava fino al secondo dopoguerra all'interno proprio della cittadina medievale. Dunque le due porte diciamo sono state ingrandite, questa è l'unica medievale rimasta, e introduce così un po' tutto l'aspetto delle caratteristiche di Venzone, una cittadina oggi la vediamo nel suo splendore, ma dovete pensare che molte di quelle pietre sono state ricomposte dopo i terremoti del 1976 con una tecnica che si chiama tecnica dell'anastilosi, ovvero dove fu possibile capire la collocazione proprio della pietra, fu riposizionata nello stesso posto in cui era stata messa a suo tempo durante la costruzione. E questo è stato un lavoro molto molto lungo, molto più dei 20 anni che ho ricordato prima, ma oggi è una piccola Venzone, una piccola perla del nostro Friuli Venezia Giulia, molto vicino alla Varresia. Enrico Capuano, vuoi aggiungere qualcosa? Cosa pensi di questi territori, la bellezza da nord a sud, perché dobbiamo dirla tutta? Certo. Per forza ci chiamano il bel paese, chi ha il patrimonio culturale e turistico che abbiamo noi. Prego Enrico. No, pensavo, quando si parlava delle vostre zone, dove abitano i nostri due carissimi amici, pensavo che da una parte ci sarà sicuramente un riscatto, secondo me, della montagna invece, perché c'è una voglia un po' di fuggire. Il problema vero sarà forse, ma me lo auguro da una parte, ma dall'altra, che ci sarà anche il bisogno di una tutela però dell'equilibrio delle comunità e della montagna. Quindi da una parte si auspica chiaramente un ritorno alla montagna, però dall'altro secondo me bisogna mantenere il più possibile, sempre dentro una logica di multiculturalità, ci mancherebbe altro, eccetera, eccetera, però mantenere anche quell'equilibrio di cui la montagna ha bisogno. Poi loro lo sanno molto meglio di me ovviamente. Io sono un amante della montagna, però non vivo in montagna, no? Vivo in un quartiere popolare di Roma. E posso garantire che quindi ci sarà sicuramente, perché c'è questa esigenza anche di fuggire da un caos e anche a dei tempi e dei ritmi che ormai sono innaturali. Cioè ormai la gente quando va nel traffico delle città è super incavolata, si perde il senso proprio di guardare un po' il sole, toccarsi le mani, c'è tutto un trend, una velocità, e lo dico da persona che ha vissuto un'esperienza sanitaria importante nella mia vita, per cui so quanto è importante vivere, a volte fermarsi, guardare un tramonto o fare un sorriso in più, forse sarebbe il caso. Quindi in tutto questo meccanismo la montagna, come altri scenari ovviamente naturali, c'è la natura, per capirci, diventano un ristabilire un contatto tra gli esseri umani e il loro mondo, che va tutelato anche dal punto di vista appunto del non inquinamento e tutto quello che comporta.
Quindi ci sarà, io sono convinto, un riscatto, e grazie alla resistenza di chi, come in questo caso ho visto, sia musicale che artistica, ma anche comunitaria nel senso lato, è riuscito a difendere, nonostante anche l'evento bruttissimo del 76, è riuscito a recuperare, a mantenere e a resistere per far in modo che quelle zone sono restate in qualche maniera in piedi. Cioè massimo rispetto e massimo sostegno a queste iniziative. Grazie Enrico. In effetti la cosa che ho notato io di solito sono rock, veloce, velocissima, là invece ti fermi, cioè c'è un qualcosa che quando arriva, che senti, che ti dice calma. Ecco, questa pacatezza delle persone che incontri, questo passo lento, noi siamo abituati al veloce, là invece c'è qualcosa che ti fa capire subito che devi rallentare. Prego Mara. Mi fa piacere che l'hai percepito, perché, sì, perché questa qui è una caratteristica che abbiamo, probabilmente di chi vive ancora in questi spazi, in questi posti tranquilli, a contatto tanto con la natura. Ecco, da noi, come in altri posti di montagna, posti un po' anche, chiamiamoli un po' isolati, un po', riesci ancora a vivere come vivevi una volta, cioè fai le cose che devi fare comunque, perché tutti abbiamo il lavoro, abbiamo tutte le nostre cose da fare, però riesci a vivere e a fare le cose in un modo diverso, piano, riesci a guardare ancora cosa ti circonda, riesci ancora a parlare col tuo vicino, che è una cosa importantissima, c'è ancora questo senso di comunità e soprattutto lavori meglio, vivi meglio, ecco. Tu hai una borsa che vuoi far vedere, con scritto il Museo dell'Arutino, questo museo che noi abbiamo visto ieri, perché è importante anche capire cosa ci sono in queste realtà. Pensate, un museo dell'Arutino che avete visto ieri, ma andiamo a sentire anche Domenico Lettige, questa storia di questo Arutino, perché c'era una foto che ha colpito Mirella e ho voluto che lui me la spiegasse. Andiamo a vedere l'intervento Domenico Lettige Arutino. Sono un arutino della Val di Resia e ho la mia attività a Pordenone. Volevo mostrarvi una particolarità di questi arutini. Una moto trasformata in bicicletta per poter affilare. La moto serviva per lo spostamento, mentre per la filatura si usavano i pedali come la bicicletta. Allora, avete sentito, ecco, quante cose si imparano, non solo la bicicletta, ma poi è diventata anche una moto per accelerare, per girare anche più veloce. Sandro, ma soprattutto non manca niente, tu vai là, loro hanno tutto, sono curati tutti, guardate la borsetta, vedete, Museo dell'Arutino, dove tu puoi accostare anche i coltelli, l'aglio, i prodotti della terra e non solo, questa storia dell'Arutino. Prego Sandro. Sì, sicuramente è un elemento identificativo della nostra comunità, anzi tutta la comunità è conosciuta prevalentemente per questo mestiere che è diventato addirittura nel tempo tradizionale ma anche collettivo, aveva coinvolto tutta la comunità, ovviamente bisognava spostarsi per poterlo fare, anche perché normalmente abbiamo bisogno di grosse comunità per riuscire ad avere materiale e lavoro sufficiente per il reddito mensile. Dunque molti sostengono che anche le nostre vallate siano isolate, no? Che la gente sia isolata, ma diciamo che le vallate sì, perché dalla valle principale bisogna entrare, no? Non sono dei canali ma sono delle vallate, dunque bisogna entrare e uscire, ma la popolazione non è stata mai isolata, anzi magari per necessità, ma ha dovuto sempre spostarsi e veniva anche in contatto con nuove mode, prestiti linguistici, e gli arutini hanno contribuito a questo spostandosi anche molto. Abbiamo dati importanti, diciamo fino alla prima guerra mondiale, specialmente verso l'est europeo. In un primo momento raggiungevano Praga, ma tutte le zone dell'attuale Repubblica di Slovenia, Croazia. Del secondo dopoguerra invece soprattutto Italia, prima Italia del nord fino poi all'Italia del centro, ecco, fino alle zone di Terni, Narni, ecco, abbiamo le presenze nelle grandi città dei nostri arutini, con laboratori anche importanti. Faccio un piccolo esempio personale:
la famiglia di mia mamma si era spostata nel centro della città di Firenze, e lì il laboratorio fino al 1994. Dunque un importante anche riconoscimento a questi artigiani che hanno portato, come anche i fratelli Longhino, la loro famiglia, un po' questo mestiere un po' in tutta Italia, ecco. Allora andiamo a vedere anche i ringraziamenti in chiesa, in questa chiesa di Venzone, poi vedremo anche altre immagini quando Sandro spiegherà ulteriormente quello che abbiamo visto. Andiamo a sentire e a vedere. Vuoi dire qualcosa adesso? Ok, perfetto. No, perché volevo ringraziare questo signore che però molto bene e che ci ha spiegato. Grazie. Posso darti la mano? Grazie. Grazie Davide, comunque dopo in pullman voglio che ringrazi e ci dica tu con la tua esperienza cosa hai visto oggi e se sei stato interessato alla nostra gita. Approfitto dell'occasione per ringraziare tutti, spero che oggi sia stata una giornata molto proficua nel imparare qualcosa di nuovo che forse prima non conoscevate. Da oggi conoscete il territorio della Varresia, la mia patria natia, sua e sua. Spero che sia stato un piacere per voi stare con noi oggi e chi lo sa che magari non abbiamo un'altra occasione per ritornare, perché oggi il tempo è stato tiranno, non abbiamo sentito e visto tutto quello che si poteva vedere, però lasciamo un messaggio di ci vediamo. Ok, grazie a tutti, ciao. Allora, pian pianino avviamoci, grazie. E abbiamo sentito anche i ringraziamenti di Dino Longhino, che è qui con noi, è seduto in poltrona, ieri era ospite, per far capire anche l'importanza che questa persona sta cercando di mettere per divulgare anche questo che può essere un paesaggio diverso da quello che siamo abituati a vedere, che non conosciamo, intrigarci, e soprattutto vediamo le immagini di questa chiesa a Venzone che Sandro spiegherà, perché ci sono veramente delle cose importanti che lui ci dirà. Prego Sandro. Allora, questa chiesa, l'importanza di questa chiesa. Sì, ritornando un po' al concetto di tutela del territorio, no? Che era stato sollevato prima. La chiesa è un monumento nazionale addirittura, un duomo del 1348, inaugurato da uno dei tanti patriarchi di Aquileia, ma non uno tra i tanti, ma forse il più importante, Bertrando di Saint-Genèse, fece costruire questo duomo, era un francese, per dimostrare in qualche maniera la presenza del patriarcato sul feudo locale di Venzone, che era stato espugnato dal conte di Gorizia, no? Queste due entità feudali all'interno del Sacro Romano Impero. Il Patriarcato di Aquileia ha una storia millenaria, principato anche ecclesiastico, e dunque Venzone è un punto strategico nell'asse commerciale tra il mare Adriatico e il Norico, quella che oggi è l'attuale Austria, un punto dove i mercanti erano obbligati a fermarsi all'interno delle mura almeno una notte. Dunque il Patriarcato di Aquileia, per dimostrare la sua potenza, fece costruire in un paese relativamente anche piccolo un duomo così grande, imponente, ecco, con una storia altrettanto importante, perché anche qui i terremoti del 76 hanno fatto il loro, e completamente ricostruito. Stiamo vedendo ad esempio, Sandro, una scultura che rappresenta l'amicizia fra i popoli. Questo è un tronco d'albero dove l'artista ha intagliato queste figure che hanno queste mani al cielo, e si rappresentano uomini e donne tutti uguali, no? Di fronte a questa bellezza, in questo caso costruita, fatta dall'uomo, ma poi abbiamo tutta la bellezza naturalistica, dunque la tutela del paesaggio anche esterno, no? Alle mura, alle costruzioni dell'uomo. Voglio ricordare
ricordare che nel contesto di Resia, Venzone ed altri 5 comuni opera il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, uno dei 2 parchi naturali del Friuli Venezia Giulia. E dunque la tutela del territorio e la preservazione, no? E anche, come si diceva prima, le scelte del futuro sono dettate in qualche maniera anche da queste entità presenti già nel territorio. Dunque una montagna, come si diceva, che accetta e oggi invita addirittura a venirci ad abitare, ma che anche ha gli strumenti per poter predisporre dei, chiamiamoli così, dei piani per poter gestire anche il proprio territorio e non avere quell'overtourism oppure una diciamo popolazione che non ci vive bene come in altre località. Giuseppina da Silea, ciao Giuseppina. Ciao, buongiorno a tutti voi. Io ero lì con voi domenica. Ecco. E volevo ringraziare ancora una volta il mio caro amico Dino Longhino e suo fratello per la bella domenica, e spero che ce ne siano ancora, e tutta la compagnia. Grazie cara Giuseppina, fa piacere anche questa telefonata, mi fa piacere perché diventate attivi, ecco, facciamo cittadinanza attiva anche per far capire l'importanza delle gite, l'importanza di stare assieme, come ha detto Davide. Davide, cosa ti è piaciuto tanto? La compagnia, ecco, stare assieme con altre persone che non conosci, che incontri, perciò grazie veramente Giuseppina. Allora adesso andiamo a sentire un altro brano di Enrico Capuano, Fanciulli, Fanciulla, e poi commentiamo con Enrico Capuano che ci saluterà.
Yamma in goppa yamma ya fuliguli fuligula fuliguli fuligula goppa yamma ya fuliguli fuligula yamma yamma goppa yamma ya yamma yamma goppa yamma ya fuliguli fuligula fuliguli fuligula goppa yamma ya fuliguli fuligula goppa yamma ya fuliguli fuligula. Complimenti, bravissimo Enrico, come al solito. Come ci saluti Enrico? Con quali parole e con quale messaggio? Prego. Guarda, ti saluto dicendo, vabbè, questa era una riproposizione di una canzone storica, come tu sai che io vado all'estero, io sono tornato proprio ieri, infatti c'ho il jet lag e sono stato negli Stati Uniti a fare delle date, stavo nel Nevada, a Reno e poi sono stato a Las Vegas e pensavo, quando vedevo la chiesa prima, pensavo, ma guarda un po', cioè noi ce l'abbiamo quelle autentiche e a Las Vegas ci sono degli hotel che ripropongono Venezia, per esempio, c'è un hotel proprio dedicato a Venezia, dove si ripropone dentro proprio la città di Venezia, con le gondole, tutto quanto. E mi faceva un po' strano perché loro devono ricostruirle queste cose, noi ce le abbiamo autentiche e certe volte mi pongo il problema, vedendo appunto la gita fatta dalla comunità lì, tutte queste iniziative, che forse sarebbe il caso, visto che noi abbiamo le cose autentiche, sarebbe il caso appunto di continuare nella comunicazione, di continuare a promuoverle, tutto qua, e questo è lo sforzo che dobbiamo farlo. Grazie, veramente grazie Enrico. Allora sentiamo anche Sandro come ci saluta e vediamo anche le immagini di questo pranzo, di questo brindisi che è veramente molto importante. Prego Sandro, poi sentiremo anche Mara, vai. Sì, sicuramente un invito anche a visitare le nostre vallate, le nostre realtà che, come abbiamo detto, hanno questo aspetto genuino, no? Presentano qualcosa che è ancora autentico e che... Scusa, faccio parentesi, mandatemi le immagini della pausa pranzo per cortesia, grazie, prego Sandro. E che ha qualcosa da dire anche rispetto appunto agli aspetti non solo gastronomici, come vediamo in questo momento, seppur molto importanti, perché ci sono anche prodotti tipici, prodotti tradizionali, certo. No? Ogni comunità ha questa particolarità. Hai mostrato prima il depliantino di invito a pranzo, che è una iniziativa di una associazione per tutta la nostra destinazione, dunque Valle del Natisone, Valle del Torre e anche Resia, che propongono ristoranti che propongono piatti da tradizione sia in primavera che in autunno. Dunque un invito sicuramente a venire a visitare non solo la Varresia ma tutta la destinazione Benecia. Allora, mismo tu, Mara, cosa diciamo con queste parole? Noi siamo qua e vi aspettiamo. E con quale messaggio ci saluti? Cosa vuoi dire? Volete venire a provare a vivere un'esperienza autentica? Venite a trovarci, noi siamo lì e vi aspettiamo. E io ringrazio veramente i miei graditissimi ospiti, Sandro Quaglia assieme a Mara Paletti, che sono stati con noi. Ringrazio ancora Dino Longhino, ma ringrazio tutte le persone del centro anziani Acli di Silea che ci stanno guardando. Li abbraccio tutti, grazie per questa bellissima gita, però l'unione fa la forza e soprattutto questa divulgazione di queste immagini, come diceva Enrico, è fondamentale per capire cosa abbiamo veramente a 2 passi da casa. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. La cosa è già stata chiarita, è l'ammissione delle parti civili, della stragrande maggioranza delle parti civili, dei miei assistiti, quelli dell'avvocato Fadalti e degli altri, ma insomma con il rigetto delle eccezioni della gran parte di inammissibilità che erano state sollevate.
Un passaggio niente affatto scontato che apre nuovamente le porte del Tribunale a un esercito di risparmiatori. Questo l'esito dell'ennesimo atto nel crack di Veneto Banca. Alla sbarra, tra gli altri, ancora una volta, l'ex amministratore delegato e direttore generale Vincenzo Consoli e i presidenti Flavio Trinca e Francesco Favotto. Un copione che si ripete, stavolta senza il rischio di prescrizione, come è successo invece per l'accusa di truffa. Quante sono più o meno le parti civili? A memoria qualche centinaio, penso 300-400 in questo processo. In tribunale a Treviso va in scena quindi il terzo filone, quello per la bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione, poi scaturita in un buco da oltre 300 milioni di euro, cifra monster messa a disposizione di società che non avevano le necessarie garanzie. Le parti civili sono al momento fiduciose e pensano ai prossimi passi. Discuteremo l'udienza preliminare e il rinvio a giudizio. Sono state anticipate 2 richieste di giudizio abbreviato da parte dell'ex condirettore generale Feltrin e del professor Favotto. Noi dobbiamo decidere se accettare o meno il giudizio abbreviato, però per le mie parti civili credo che l'accetteremo. Siete comunque soddisfatti di questa udienza? Molto. L'ordinanza del giudice sulla costituzione delle parti civili è stata estremamente puntuale e sostanzialmente ha rigettato tutte le eccezioni delle difese. E questa mattina è con noi Patrizio Miatello, Presidente Associazione Ezelino Daunara. Grazie Patrizio di essere qui. Saluto anche Ennio Bigliato, Presidente Animo, Associazione Nazionale Italiana Mobilità. Veramente una cosa molto importante, sentiremo cosa ci racconterà Ennio Bigliato su questa mobilità. Si parla tanto di infrastrutture, di terze, quarte corsie, di ponte di Messina, di pista da bob, e sentiremo Bigliato cosa ci racconterà. Allora Patrizio Miatello, abbiamo sentito questo servizio, questo processo, prego. Sì, diciamo che si è aperto questo nuovo filone della bancarotta. Il problema però è sempre uno. Sono state fatte delle vittime, oltre 200.000 vittime fra Veneto Banca, Popolare e Vicenza, e a oggi dopo... 200.000? 220.000 esattamente. 220.000. Sì, vittime che adesso ci sono gli tsunami, perché quelli che sono stati indebitati sono stati dimenticati, perché c'è gente che si è indebitata all'epoca. Detto questo, finora non è andato in galera nessuno. Finora queste persone che gestivano, per carità, tutti cause, però questa è la dimostrazione che la giustizia in Italia non funziona. Non funziona, uno che devasta una banca con tutte le conseguenze, suicidi, devastazione, quello che sta venendo avanti, perché Veneto Banca Popolare di Vicenza aveva 300.000 ipoteche, ragazzi, sui immobili, e c'è gente che adesso ha l'AMCO che gli mette all'asta le case, e adesso è tutto veloce da parte diciamo di chi dalla parte di quelli delle banche, no? Del buco. Nessuno si rende conto che stanno andando avanti a buttare fuori gente da case, a rovinare, hanno rovinato aziende. Adesso c'è questo filone, però questo filone nel caso in cui andasse a buon fine, bene, condanna, ma i soldi non ci sono. E comunque c'è sempre lo Stato che avanza prima delle vittime. Vittime che, ricordo, sono state indennizzate fortunatamente e alleviate col 40% dell'indennizzo limitato a 100.000 euro. Ma gli ultimi 200 e passa milioni che c'erano su sto fondo, nonostante la legge prevedesse che doveva essere ripartito, è stato levato. Vorrei dire un termine, ma lo dico, è stato rubato a questo fondo per essere messo in un altro fondo che poi spiegherò. Come hai vissuto questa storia, tu che sai di cosa parlo, dei 3 fratelli di Verona, che questa casa era per loro l'unico bene rifugio che era rimasto, che non volevano lasciare, questo possesso di questo rudere, in una giostra infernale dove loro non erano in grado
di capire che avevano gli avvoltoi che magari entravano anche in casa. Con queste fragilità qualcuno ci va a nozze o sbaglio? Sì, questo è, diciamo, quando io ho visto la notizia ho detto bisogna vedere dentro, capire cosa c'è stato. Questi hanno fatto sicuramente l'estremizzazione del gesto, un disastro, è da condannare. Una strage. Però, signori, guardate che quando uno si trova ad avere a che fare con delle banche che poi cartolarizzano il debito e magari da 50.000 euro ti trovi a 100.000, 200.000, ecco, uno non sa più cosa fare perché questi vanno in esecuzione e ti portano via tutto. Pertanto, uno che magari pensa di essere protetto, di essere tutelato, si ritrova che magari firma e dopo per un cavillo giuridico perde la causa o non fa la causa giusta o viene illuso e poi si trova che viene buttato fuori dalla casa, e questo è diciamo, l'esempio emblematico della disperazione. Questa disperazione, cioè quel fatto là, attenzione, è la punta di un iceberg, e questo è diciamo, un fattore politico che, come ho ribadito, la tutela dei risparmiatori, delle persone, quindi tutti noi, non solo quelli vittime delle banche, ma tutti noi, va fatta sia dalle banche ma anche dal fisco, perché ora il fisco, che è lo Stato, sta contestando i redditi del 2020, 21, 22, periodo Covid. Tu non hai fatturato perché non mi interessa il perché c'è il Covid. No, tu siccome non hai raggiunto il fatturato minimo sei un evasore. E hanno già iniziato da agosto a fare gli schemi. Noi abbiamo cercato di parlare con l'Agenzia delle Entrate. Sapete cosa ci hanno risposto? Per avere un appuntamento, per fargli capire che gli schemi che stanno mandando via, che comunque tutti gli artigiani, imprenditori devono comunque andare con un tributarista, con un avvocato, spendere soldi, quindi sono già tirati. Qua la follia di una legge, perché comunque l'Agenzia delle Entrate dice è la legge, tu hai fatturato meno. Non mi interessa il Covid, ma siamo alla follia, siamo alla follia. Ennio Bigliato, voglio sentire anche invece l'altra parte della medaglia, la medaglia delle fragilità di queste mega infrastrutture, e poi noi parliamo di cose che veramente dovrebbero essere impegnate nella quotidianità per aiutare appunto queste persone diversamente agili, ma facciamo sempre più fatica, dopo quello che abbiamo sentito anche da Patrizio Miatello, capire dove qualcuno vuole andare a parare, perché là qual è l'obiettivo? Prego Ennio. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, intanto sono rimasto allibito da quanto detto dal mio predecessore. Dopo giustamente ha detto bisogna andare a vedere cosa hanno fatto sta gente e il perché, il per cosa e il per come, cioè andare a vedere tutto quanto lo spettro. Mirella, io ti devo dare una novità invece. L'altra volta ti ho dato la novità della disability card. Sì. Adesso ti devo dare un'altra novità che andrà in vigore quasi sicuramente. Dico quasi perché non ho ancora visto la cosa. Dal 1° gennaio, salvo imprevisti, andrà in vigore un nuovo metodo di classificare le disabilità. Al momento ci sono 9 province che lo stanno sperimentando. Qui in Veneto non ce n'è, ce n'è una in Lombardia. Poi c'è Cesena, Firenze e poi si va giù. Sono 9 le province. Che da quello che so io, da quello che ho letto, potrebbe essere migliorativo, nel senso che
non verrà classificata solo la disabilità della persona, cioè la parte colpita, la parte inabile della persona, ma verrà anche giudicato l'ambiente in cui vive. Ti faccio l'esempio: se uno vive in città ha meno difficoltà di uno che vive in campagna. Questo mi pare ovvio, perché insomma quello giù in città va. Se poi quello in città abita su il quarto piano e non c'è l'ascensore, ovviamente ha più difficoltà di colui che vive al piano terra senza ascensore. E tutte queste cose, tutte queste sfaccettature, non so ancora bene, se devo essere sincero, come fanno a classificarlo, però sicuramente ci sarà un assistente sociale in commissione medica. Questa è una delle novità. Però vedi, Ennio Bigliato, il problema è che a mio avviso prima di legiferare o di mettere in atto delle cose per vedere se si riesce a migliorare queste condizioni di quotidianità delle fragilità, sarebbe utile fare delle riunioni prima, fare prevenzione prima con voi, che certo. avete le idee chiare su quello che si potrebbe fare, su come delle possibilità, perché mi sembra che a decidere siano sempre delle persone o delle commissioni dove la politica ha messo dei referenti che non sanno di quello che parlano, perché è così, andate a vedere nelle commissioni, invece di mettere nelle commissioni associazioni che toccano il problema con mano, che sanno. Mi sembra che questo non avvenga, o che sono io che vedo male, Ennio, oppure c'è qualcosa che non mi gli altri decidono, ma chi hai sentito? Chi è che ti ha dato, e poi sentiremo anche appunto Patrizio Miatello, il là per procedere? Fa bene questa cosa, è migliorativa? Perché mi sembra che poi, e tu l'hai dimostrato, ecco, con questa card che nessuno sapeva che l'INPS doveva appunto avvisare perché c'era questa possibilità, ma se non lo dici tu, nessuno, io avevo anche ospiti quel giorno, sapeva che c'era questa possibilità. Non pensi che c'è sempre qualcosa che manca proprio perché non si mette assieme i puzzle per fare il mosaico? Purtroppo devo darti ragione su questa cosa, perché il politico fa il politico, però quando fa il politico non si accerta bene come. È come dire, il politico legifera sulla legge del lavoro, ma il politico non ha mai lavorato, per cui poi legifera e poi ci saranno i decreti attuativi, esplicativi, eccetera, 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 che però è una perdita di tempo. Ti faccio l'esempio molto, molto semplice. Nel 2012 è venuto fuori il famoso decreto Facilita Italia, che dava ai disabili che rientravano su una certa delle agevolazioni. Bene, tutt'oggi, che sono passati dal 2012 ad oggi, ben 13 anni, qualcuno deve ritornare in commissione medica perché non ha il certificato regolare, perché quando va a comprare qualcosa gli dice no, mi manca scritta la legge, ma si sono dimenticati di metterla, che cavolo ne so io, sono affari tuoi, devi andare in commissione medica e rifà tutto quanto il procedimento. Questo proprio perché chi legifera non si mette dall'altra parte, ecco, questo volevo dire. E questo che sia chiaro, infatti io lo dico, ecco, soprattutto che abbiamo bisogno di persone competenti, che li abbiamo, perché non è che non li abbiamo, il problema è che non vengono ascoltati e continuiamo naturalmente ad andare avanti in queste condizioni. Guardate come è preso il mondo del volontariato, dobbiamo girare, lo dico sempre, col commercialista e col notaio e pagare per fare i volontari, ma siamo fuori di testa tutti. Dove è stato il volontariato che ha tenuto in piedi il paese anche durante la pandemia? Miatello, come commenti? Ma io commento che purtroppo questa è la situazione, non è da adesso, è sempre stato, è da troppi anni che va avanti così, perché non si può trovarsi in situazioni estreme. Esempio, stanno facendo il processo ai revisori delle banche PricewaterhouseCoopers e KPMG. Bene, a giugno parte un disegno di legge con l'obiettivo, ma che era già passato al Senato, il 14-26, con l'obiettivo di limitare
in maniera retroattiva la responsabilità dei revisori. Ma cavolo, c'è il processo in corso, hanno devastato, perché comunque la responsabilità dei revisori è plateale, e tu mi fai un disegno di legge in questo senso. Abbiamo dovuto andare giù a Roma, far casino, bene, fortunatamente abbiamo avuto la disponibilità, che faranno o ritireranno questo disegno di legge o faranno un emendamento che leva via la retroattività e la limitazione, ma lo stiamo ancora aspettando. Poi quando è stato 20 giorni fa, un mese fa, parte un altro disegno di legge che dà la possibilità di intimazione all'avvocato del creditore, che dopo 40 giorni il consumatore pensa magari che è la lettera dell'avvocato, invece è un atto che se non ti difendi ti porta via tutto l'avvocato del creditore. Anche qua c'è stato subito una retromarcia, per fortuna, però abbiamo dovuto combattere, ma perché fate queste cose? Io dico, prima di fare qualsiasi disegno di legge, perché non vengono sentite le parti sociali, che sono quelle che dopo vi rompono le balle perché correggiate i vostri errori? Perché quando uno vede un disegno di legge non sa che il disegno di legge ha un iter. Un povero risparmiatore, un povero cittadino che vede queste cose sui giornali va via di testa. E allora, siccome siamo già al limite, prima di toccare qualsiasi cosa, volete ascoltare chi di dovere? Andiamo a vedere queste bare, risparmiatori, banche, tribunale, poi commentiamo con appunto il nostro Miatello. Risparmi e risparmiatori, ancora le crisi delle banche venete sotto i riflettori delle associazioni, stavolta di Federcontribuenti e Zelino da Onara. Ora presentano un esposto in tribunale a Padova per chiedere di fare luce sulle procedure, scegliendo una bara come simbolo. La bara è un simbolo, il simbolo della morte comunque dei risparmiatori, perché dopo 10 anni che i commissari liquidatori hanno in mano praticamente il malloppo di queste banche che sono fallite e non sono riusciti a monetizzare e a venderle, ci viene un sospetto, per questo abbiamo fatto un esposto oggi. Noi da quella bara stiamo lavorando per la resurrezione, quindi l'immagine forte della bara sta a significare che è stato ucciso il risparmio di generazioni. L'esposto è fatto per accendere dei fari, per chiedere trasparenza sulla procedura fallimentare, perché le associazioni sostengono che finora i risparmiatori hanno visto poco o nulla. E questi soldi sono bloccati perché non sono mai state attivate le procedure per le aste degli asset delle banche. Federcontribuenti fa un esempio, un ramo d'azienda della Veneto Banca venduto, dicono, ma non ancora assegnato, e quindi con i soldi della vendita mai arrivati ai risparmiatori. Ai liquidatori di Banca Popolare di Vicenza sollecito pubblicamente di rispondere ai 334 conti che sono stati ritrovati e con 2 PEC e dal 2023 non hanno ancora risposto, conti intestati a Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, i liquidatori di Veneto Banca. Procederemo con l'esposto. Risposte chieste dunque con la formula dell'esposto alla giustizia e pronti a scendere di nuovo in piazza con i risparmiatori. Allora, Ennio Bigliatto, quello che abbiamo sentito devono ascoltare. Tu cosa vuoi dire? Ormai siamo in chiusura. Con quale messaggio vuoi chiudere questa mattina? Cosa vuoi dire ai politici, ai futuri politici? Perché noi abbiamo veramente il sociale che è preso male di più, una povertà anche psicologica che è la solitudine che aumenta sempre di più. Prego Ennio. Guarda, forse i politici non si rendono mai conto di una cosa molto semplice, che loro fanno i politici, però dopo i tecnici fanno i tecnici e chi ne subisce la cosa è l'ultimo del cittadino, come nel caso che dice l'altro ospite. Il politico purtroppo, guarda, io vorrei farti un altro esempio. Nel 97 il sottoscritto si è intestardito su un problema grosso come una casa, dal nostro punto di vista.
Tu pensa che c'era una legge che diceva che l'amputato di gamba sinistra non aveva nessuna agevolazione rispetto all'amputato della gamba destra. Ora, questa legge il sottoscritto l'ha scoperta ed è palese che è anticostituzionale. Lo stesso cittadino trattato in due modi diversi. Mi spiego? Solamente perché chi ha fatto la legge precedente non aveva scritto sulla legge che anche il cambio automatico significava modifica per l'auto. Capisci cosa voglio dire? I politici dovrebbero, prima di fare una legge, dire al cittadino chi la va a usufruire può andare bene sta roba, cerchiamo di trovare un compromesso per tutto quanto, perché altrimenti il cittadino subisce e il politico che poi fa la cosa sbagliata deve lavorare il doppio per rimetterla a posto, perché altrimenti poi nasce, come ha detto anche il signore prima, che bisogna andare dai giudici, far lavorare i giudici, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie Ennio, devo chiudere perché non ce la faccio, voglio sentire anche i saluti di Patrizio Miatello, come ci saluta? Allora, il saluto è che noi combattiamo perché abbiamo trovato altri 3 miliardi dei conti dormienti prescritti, quindi vogliamo una nuova legge del Fondo Ristoro Integrale. Stiamo combattendo per fare levare il disegno di legge della limitazione della responsabilità, quindi toglierla. Stiamo combattendo per levare via anche l'intimazione dell'avvocato del creditore. Stiamo lavorando per i risparmiatori di FV Assicurazione che stanno ricevendo da Bruxelles, dai liquidatori, la proposta del 20-25% dell'indennizzo. State attenti a quello che firmate, fatevi consigliare da qualche associazione. Stiamo combattendo con la commissione d'inchiesta che era nata, del senatore Zanettin, era nata solo per il futuro e invece siamo riusciti a fargli guardare il passato e difatti ci convocherà, perché abbiamo chiesto la convocazione, nella quale noi diremo tutto questo, chiariremo anche tante particolarità e chiederemo a gran voce che venga desecretato il segreto di Stato su Banca d'Italia e Consob messo nel 2017 dalla Commissione Casini, perché ricordiamoci che sono state fatte delle cose e sono state cancellate con segreto di Stato. Ecco, queste sono cose che vanno ripensate. Noi vogliamo che il sistema bancario cambi, lo faremo cambiare da consumatori e da clienti, perché la tutela dei risparmiatori ad oggi non viene fatta, è sempre più rischiosa. Non vogliamo prodotti finanziari, non vogliamo illusioni, noi vogliamo che quel risparmio che la gente si sacrifica non venga mangiato dall'inflazione e che venga tutelato. Se qualcuno sbaglia deve essere ridato al 100% con gli interessi e con la rivalutazione, semplice. Grazie anche a Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zellino da Onara, grazie ancora a Ennio Bigliato, Presidente Animo, di essere stati con noi. Ecco, un in bocca al lupo a tutti noi perché ne abbiamo bisogno, e andiamo a vedere l'assegno di Mirella, il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Bassano e stiamo suonando il campanello a Rosangela. Abbiamo portato anche la borsa della spesa, cioè veramente siamo senza fondo stamattina che abbiamo rotto il scatolone, ma non importa. Permesso, ciao, vieni. Ciao Rosangela, ciao cara, ciao. Grande. E ora siamo senza fondo stamattina Rosangela, perciò tenga questo senza fondo. Va bene. Permesso, dopo potete togliere la roba. Grazie. Ecco qua, permesso. Eccoci qua. Rosangela fa parte della grande famiglia di Rete Veneta che abbiamo in coste e a me cacciamà dicendo Mirella non vi affasso più, se passa tanto tempo mi sono ciappata ancora quelle bombe, ho bisogno di aiuto e siccome sei una donna siamo sotto radar, come si fanno aiutare e siamo qua a aiutare Rosangela. E ora spiega un attimo come è questa situazione. Purtroppo mi sono disoccupata, non riesco a andare avanti con quelle spese e tutto perché è un gran problema, mi mancano in verità il 70% e non mi da nuda e non faccio anche i denti
che c'hai quei bombe, che mi fa male, tutte le notti non dormo, fa male i denti e non ho soldi per andare dal dentista, ecco. Ascolta, ma ti si torna dai servizi sociali? Spiega bene, perché parte voi altri non dei a domandare aiuto. Sì, sono andata, quando mi sono abitata qua non avevo neanche nulla, non avevo cucina, non avevo niente. Se venivo qua l'assistente sociale Cervellini e ho visto che avevo una tavoletta a campeggio eccetera e mi aveva promesso che mi dava i soldi per trasloco eccetera e non mi era dato niente, mi ha toccato arrangiarmi come macchinetta, portarmi i scatoloni, che 2 o 3 robe, le tavoline eccetera, perché io prima ti promette dopo non mi aiuta più. Ma ti vado in serio a trovare qualche lavoretto? Sì, ma che e ora mi fa assistenza a un anziano che ti dicevo eccetera, mattina, dopo va il sabato, fargli dai mestieri eccetera e pian pianetto tiro avanti così, però non sai che no. Cioè se vuoi tutte queste robe qua affitto, no? Brava. Perché il problema è che non è che sia tanti schemi, ma per uno che non viene o che ne ha veramente pochi, diventa tanto, anche a pagare una poeta diventa un problema. Un problema, brava, un problema. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, che so che veramente ti serve. Grazie Mirella. Che vai a portare soldi e segni che se va ti ringrazio di cuore anche a tutti quelli di Rete Veneta, grazie. Ascolta, Rosangela, cosa vuol dire a non avere niente trovarsi all'improvviso? Mamma, non mi sembra vero Mirella, non mi sembra vero. Ti passi bene? Grazie, grazie di cuore Mirella, grazie veramente. Questa è la nostra gente veneta che grazie a voi respirano e anche Rosangela farà un Natale, si spera, un po' più sereno, perché qua paga tutto, non so che resterà, ma siamo qua. Ciao! Ciao, grazie di cuore Mirella.